Buongiorno e ben ritrovati, con l'edizione straordinaria che riparte come ogni mattina alle 11:30 per aggiornarvi sulla situazione emergenza coronavirus. Anche oggi tante cose da dire e tanti aggiornamenti da fornirvi. Una giornata importante vedremo cosa poi verrà spiegato nel consueto appuntamento delle 12:30 circa con il governatore Zaia. Peraltro alla unità di crisi di Marghera oggi è anche il giorno in cui, e lo seguiremo, c'è un tavolo permanente presieduto dall'assessore alla sanità Manuela Lanzarin insieme a medici, infermieri, farmacisti e ordini professionali, quindi un altro appuntamento importante per queste categorie evidentemente coinvolte nella emergenza coronavirus, soprattutto evidentemente medici, infermieri e farmacisti. Questo è un tavolo appunto che è indetto per le 12. Oggi peraltro, parlando di Zaia e del tavolo permanente, una giornata particolare anche proprio per il governatore che compie gli anni, i 52 anni, e quindi sarà un compleanno in trincea quello di oggi per Zaia, e vedremo se dirà qualcosa anche su questo. Partiamo come sempre dai dati del bollettino della mattina delle ore 8, lo possiamo anche vedere in sovraimpressione, dati che ci parlano di 7.497 casi positivi in Veneto, quindi più 295 contagiati dall'inizio dell'emergenza rispetto a ieri sera. E ancora una volta la situazione di Verona è quella più preoccupante, con un incremento di 113 casi positivi, seguita da Padova con 81 e Treviso con 45. Sono quasi 18.895 i soggetti in isolamento domiciliare, 1.536 le persone ricoverate negli ospedali, 338 le persone ricoverate in terapia intensiva con un incremento di 2 unità, e continua ad aumentare anche il numero delle vittime, 313 con 5 decessi nella notte, tutti localizzati a Verona, nei 3 ospedali Borgo Trento, Borgo Roma e San Bonifacio. Quindi ancora una volta la situazione di Verona che resta preoccupante. I decessi, come ripeto, si sono verificati nelle ultime ore nella zona di Verona. C'è anche una notizia importante che riguarda la lotta all'epidemia, e cioè che è stato deciso di autorizzare in Italia gli antimalarici e i farmaci anti-AIDS, autorizzati i farmaci antimalarici a base di clorochina e idrossiclorochina. Sono a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV-2. Si legge appunto nella Gazzetta Ufficiale, è un lancio di agenzia ripreso dal sito di Repubblica. Autorizzate inoltre per lo stesso uso le combinazioni dei farmaci anti-AIDS, anche queste a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale. Questo dunque sul fronte della lotta all'epidemia, insomma anche delle sperimentazioni ovviamente dei farmaci. Sappiamo che non sono poche. Peraltro oggi è anche previsto intorno alle 12 un tavolo di confronto, una cabina di regia tra governo e opposizioni per ovviamente stabilire i successivi passi. Quindi governo e opposizioni iniziano oggi un percorso definito cabina di regia, proprio per avere una maggiore ampiezza di decisioni nel quadro della lotta dell'emergenza al coronavirus. Si è dibattuto a lungo proprio in queste settimane e in questi giorni sulle decisioni del governo, tanto che poi è arrivata la necessità del Premier Conte di fornire l'informativa a Camera e Senato per spiegare le mosse del governo fin qui fatte, anche le cose che si faranno in futuro. Ieri anche l'informativa del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, che di fatto ha ribadito come si tornerà a scuola se e quando ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie, di fatto ufficializzando anche la ipotesi, possibile ipotesi, ma diciamo messa nera su bianco, di un non ritorno a scuola, come estrema ratio di un non ritorno in aula. E di questo fra poco discuteremo anche, fra una mezz'oretta circa, con il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Treviso Belluno, Gianni Maddalon.
Prima però facciamo così, rivediamo le ultime parole dette ieri dal governatore Zaia nel punto stampa, in attesa di vedere quello di oggi, parole insomma che sono state abbastanza forti, perché ha parlato ancora una volta della questione spesa e anche del tracciamento coi cellulari. Allora risentiamo la sintesi insomma delle parole di ieri di Zaia e poi parleremo di turismo. Se mi ascoltate ne veniamo fuori con il sorriso. Se non mi ascoltate, ne veniamo fuori con le bare. Non usa mezzi termini il governatore Zaia nell'incontro quotidiano con la stampa e dopo aver invitato i cittadini a informarsi giorno per giorno sull'evoluzione dell'emergenza, guardando televisioni e leggendo i giornali, ribadisce ai veneti l'importanza di restare a casa. L'avete capito o no che non potete andare in giro col cane? E neanche da soli senza cane. 200 metri, sono 200 metri. Lo stare in casa noi abbiamo visto sul modello che rallenta il contagio. Allora voi capite che se questa strategia la portiamo avanti, a prescindere dalle ordinanze e da tutto, e abbiamo un atteggiamento prudente e non eroico, di non entrare nel loop mentale di dire tanto a me non toccherà mai. Quando tu hai 1700, quasi 1800 persone in ospedale e quasi 18.000 persone in isolamento, pensare tanto a me non toccherà mai vuol dire essere dei folli. Resta fondamentale adottare tutte le misure. Anche se dovete fare la spesa, non avete nulla per proteggervi, anche un foulard, un giro di sciarpa è più che sufficiente, piuttosto che andare senza nulla. Lavarsi spesso le mani vuol dire ossessivamente. Fatelo, dopo queste ossessioni ce le toglieremo quando sarà passato tutto. Cosa vuol dire ossessivamente? Vuol dire spesso e per non meno di 20 secondi. Se andate a fare la spesa, utilizzate i guanti di lattice che si trovano, scartate, se potete all'aria aperta, gli involucri, eliminateli e pulite con una soluzione disinfettante tutto quello che vi resta in casa. Attenzione! E lo dico ai bambini, lo dico ai genitori, lo dico ai cittadini, a tutelare i nonni. Tutti coloro che hanno sopra i 70 anni vanno tutelati al 100%. Ma il coronavirus attacca tutti, giovani compresi. Siamo pronti per una buona onda d'urto. Però non è che i veneti devono stare tranquilli e dicono tanto Zaia ha fatto le terapie intensive. Cioè non è che dici mi spacco la gamba tanto c'è chi me la ingessa. Ragazzi, attenzione che chi arriva in terapia intensiva fa la roulette, gioca la roulette russa. Quindi voi non dovete arrivarmi in terapia intensiva. Il governatore lancia poi un altro forte appello. Fate una spesa grande e poi basta in supermercato. Non posso vedere e sentirmi dire dagli operatori che vedono, stavo dicendo pazienti, ma di fatto siamo tutti pazienti noi oggi, cittadini che vanno più volte al giorno con la scusa di comprare o lo yogurt o lo zucchero o altro per farsi una passeggiata. Non costringetemi a fare ordinanze cattive sul fronte degli acquisti, ma non andate tutti i giorni a fare la spesa. Idem per le farmacie. Non andate tutti i giorni in farmacia. Se volete andare su un posto dove gira il virus, andate in farmacia o in ospedale. E che la situazione sia grave lo ha ribadito la Regione anche ieri, diramando quella tabella che mostra insomma, la situazione dei minori contagiati dal coronavirus. I ricoverati fortunatamente solo 6 rispetto però ai 132 positivi censiti fin dall'inizio dell'epidemia. Allo stato attuale ne rimangono 125 minori positivi, dei quali 6 tuttora in ospedale, 7 quindi ragazzi nel frattempo guariti, ma è un numero comunque che impressiona, quello di 125 minori contagiati dal coronavirus. Questa è la situazione che vi abbiamo mostrato anche ieri. Allora, siamo in collegamento con il presidente di Federalberghi Veneto, Marco Michielli. Buongiorno. Buongiorno a voi. C'è l'altro fronte, i fronti sono sempre due, quello epidemiologico, sanitario, che è sempre molto grave, poi c'è l'altro altrettanto grave di quello economico e in particolare del turismo. Lei ha detto in queste ore
non si sa, non sappiamo se è una provocazione, vediamo se sarà una provocazione o meno, potrebbe essere che chiudiamo tutti gli hotel e riapriamo nel 2021, è così? Non è purtroppo una provocazione. Tutti gli imprenditori un mese fa hanno disegnato 3 scenari possibili sulla base delle informazioni che c'erano al momento. Lo scenario migliore, riprendiamo fra 20 giorni, uno scenario intermedio e lo scenario peggiore. Purtroppo con l'andare avanti del tempo e con l'aggravarsi della situazione sanitaria, quello che una settimana prima era lo scenario peggiore diventava lo scenario migliore della settimana successiva, e questo per un mese di fila. Oggi come oggi la situazione è questa: il problema sanitario veneto italiano non è risolto, quindi abbiamo perso la Pasqua, abbiamo perso il mese di maggio e buona parte del mese di giugno. Il problema si sta evidenziando nei paesi nostri principali clienti, Germania, Austria, e partono con un mese di ritardo rispetto a noi, quindi finiranno anche con un mese di ritardo. Le aziende stanno dando ferie innanzitutto, oggi, poi cassa integrazione, ma ferie, per cui il personale dipendente sta bruciando le sue ferie, da noi come in Germania come in Austria. Tornando per un secondo alla situazione degli altri paesi, consideri che la Germania ha già dato disposizioni, buttate tutte le ferie ai dipendenti possibili e immaginabili prima di andare in cassa integrazione, e poi comunque quest'anno niente vacanze. I grossi tour operator internazionali hanno azzerato i contratti che avevano con le nostre strutture, e quella è gente che non è che lavora sul last minute, il 7 di luglio si può ripartire, l'8 arrivano prenotazioni. Questa è gente che lavora con 6 mesi di anticipo, sono nostri partner e sono in grossissima difficoltà anche loro, tant'è che la Germania ha stanziato 2 miliardi di euro di aiuti alla sola TUI, che è la più grossa agenzia viaggi d'Europa, forse del mondo. E quindi il panorama che ci si presenta davanti è apriremo forse a agosto, apriremo con la clientela solo italiana, perché il rischio che a noi a nostra volta chiudiamo i confini è serio, perché è inutile che usciamo noi con enormi sacrifici dal virus e poi rischiamo di rimportarcelo via ospiti eventuali delle strutture alberghiere, di villaggi, vacanze, eccetera. E quindi solo la clientela italiana, ma io mi domando anche gli italiani che per le spiagge, per esempio, rappresentano, per le spiagge il lago di Garda rappresentano percentuali del 40%, non oltre. Ecco, questi italiani quanti soldi avranno in tasca a agosto e settembre? Perché la nostra clientela sta soffrendo esattamente come noi di questa situazione. Quindi con il dovere di essere molto realisti, non pessimisti, ma molto realisti, perché qui c'è in gioco il futuro delle nostre aziende, soprattutto dei nostri dipendenti, poi se mi consente farò un accenno in particolare a questo, e la possibilità di ripartire nel 2021 con quel minimo di musina detta in Veneto che siamo riusciti a fare quest'anno è un dovere che abbiamo nei confronti delle nostre aziende, nei confronti dello Stato, nei confronti di tutti. Conseguentemente non è ancora presa nessuna decisione, però l'orientamento va verso la chiusura, la non apertura quantomeno di moltissime strutture. Se mi consente... Questo lei dice di tutte le zone, diciamo, delle località turistiche o in particolare le spiagge, di tutte? In particolare le spiagge, perché le altre, ammesso e non concesso che a agosto si riparta e che tutto vada bene, sto facendo gli scongiuri sotto banco, le città d'arte con enorme fatica potranno iniziare a ripartire, ma le spiagge che si bruciano la stagione, si bruciano l'anno in 4 mesi, perdono 3 mesi, gliene resta 1,5 nelle condizioni di cui le dicevo prima, per cui il rischio serio è quello di assumere personale, attrezzare. Gli alberghi sono macchine molto dispendiose, i villaggi turistici idem, con un grande apporto di personale, grandi costi. Lei pensi solo alle piscine e alle aeree condizionate, sono degli energivori gli alberghi, e quindi se c'è €1 in tasca della passata stagione è meglio tenerlo per il 2021 piuttosto che metterlo in gioco e rischiare di indebitarsi già nel 2020, perché questo è il rischio che correrà chi apre. Il pensiero però, se mi consente, principale in questo momento, stiamo lavorando, cercando di coinvolgere anche i sindacati, è quello dei dipendenti stagionali,
Quella dei dipendenti stagionali è una categoria di lavoratori che, con mio grande disappunto, vedo sempre considerata dalla politica come una categoria di serie B, non dalla politica regionale, devo dire, perché l'assessore Donazzan sta rispondendo ed è preoccupata come e quanto noi per questa situazione, ma dalla politica nazionale, come se lo stagionale fosse appunto un dipendente di serie B. Gli altri hanno tutti le casse integrazione, i nostri stagionali non ce l'hanno. I nostri stagionali è gente che vive dello stipendio che prende nei 4 mesi, se non prenderà questo stipendio, ripeto, 500.000 in tutta Italia, ma almeno 80.000 nel solo Veneto. Sono 80.000? Sì, circa. Senta, allora, quindi scenario 2021, riapertura per le spiagge. Una cosa che le chiedo, lei prima ha parlato di Germania, ha fatto quella cifra, no? Stanziati 3 miliardi, insomma, per un comparto, eccetera. Quando vede la differenza con l'Italia, cosa pensa? Sto cercando un termine educato, mi incavolo, però ho anche il dovere di considerare che siamo lo Stato più indebitato d'Europa. Allora, se vuole facciamo l'esegesi. I tedeschi sono 10 anni, da quando c'è l'euro, se la sono fatta grassa, hanno una valuta debole rispetto al marco tedesco, stanno esportando, stanno facendo surplus, tutto quello che vuole. Gli olandesi è meglio che stiano zitti, perché sono grandi come una provincia italiana e battono i pugni sul tavolo come fossero una superpotenza, però c'è anche da dire, ripeto, siamo lo Stato più indebitato. La Germania ha già stanziato 550 miliardi, noi abbiamo fatto fatica a stanziarne a debito 25, a debito ulteriore. Allora in questo momento gli stanziamenti, il governo deve aprire i cordoni della borsa, il paese deve indebitarsi, perché se non dà una mano alle imprese gli stipendi poi non corrono, perché gli stipendi fino a prova contraria li pagano le imprese e tutta l'economia si paralizza. Però, ripeto, il pensiero è quello: chi aveva polmoni, chi aveva poco indebitamento, in questo momento è in grado di mettere a disposizione somme immense. La Svizzera, è notizia di ieri, la Svizzera mi pare che dà 1.500 franchi, 2.000 franchi al mese a chi perderà il lavoro per via del Covid. Sono tutte misure che possono prendere gli stati con le spalle grosse e soprattutto che non hanno sperperato nel passato. Questo bisogna che ce lo diciamo. Certo. Al netto, no, mi dica, al netto? Sì, al netto del fatto che rimane che in questo momento abbiamo il debito pubblico più alto del mondo in percentuale al PIL, però dobbiamo aumentarlo ancora. Ma ricordatevi che quei soldi prima o poi li dobbiamo restituire. Abbiamo ipotecato il futuro dei nostri figli col debito vecchio. Con questo, a questo giro rischiamo di indebitare il futuro dei nostri nipoti. Bisogna trovare una soluzione. L'ultima cosa che le chiedo, parlando una settimana fa o poco più con l'assessore regionale del turismo Federico Caneri, insomma, quando la situazione già era grave, ma insomma non si era arrivati a questo punto della gravità, si diceva in ogni caso quando sarà finita, perché dovrà finire. Il problema è che non si sa quando finisce, soprattutto non si sa quando finisce negli altri stati, perché poi questo è il problema diciamo, i clienti, la clientela dall'estero che può venire in Italia anche diciamo, il prossimo anno. Bisognerà probabilmente ripensare anche, almeno nella prima fase, in assenza di clientela straniera e ovviamente contando sul fatto che almeno qualcuno abbia qualcosa da spendere, ripensare un turismo più in chiave italiana, anche come messaggio, è così? No, questo senz'altro sì. Abbiamo chiesto al governo per esempio un provvedimento che consenta di defiscalizzare parte della spesa che verrà fatta dal turista italiano nel paese durante quest'estate. Il problema però è che non possiamo nasconderci dietro un dito, e su questo vibro sulla stessa frequenza dell'assessore Caner, perché ci sentiamo 2 volte al giorno in questo periodo. È inutile che ci nascondiamo, ripeto, dietro un dito. Fatta 100 per quel che riguarda le spiagge, il lago di Garda, percentuali addirittura ancora più basse. Fatta 100 la clientela, il 40 è italiano, quindi noi quest'estate incominciamo a pensare che possiamo partire da un 40% dei nostri fatturati. A sua volta questo 40% sarà massacrato ovviamente perché non avrà soldi, e a sua volta questo 40% sarà un 40% del mese di agosto e del mese di settembre. Quindi ritorno al discorso iniziale, abbiamo il dovere di salvare le aziende, perché salvando le aziende si salva il paese.
Grazie allora, grazie al Presidente di Federalberghi Veneto, Michele, è stato molto chiaro sullo scenario che potrebbe attenderci. Buon lavoro, buon lavoro. Grazie anche a voi. Grazie. Allora, queste sono le parole del Presidente di Federalberghi, avete sentito, insomma non è una provocazione, quella della chiusura degli hotel, della spiaggia e la riapertura nel 2021 è uno dei percorsi in campo. Vedo Anna Maria Parisi a Marghera, a ridosso ormai del punto stampa, ma anche di questa riunione dell'assessore Lanzarin con i medici e gli infermieri. Anna Maria. Sì, eccoci qua, buongiorno a tutti, buongiorno a te, a studio e ai nostri telespettatori. Esatto, come di consueto siamo qui in via Longhena a Marghera per il consueto punto stampa dalla sede della Protezione Civile del Veneto. È in corso in questi momenti il punto della sanità del Veneto con l'assessore Lanzarin di concerto con tutti i direttori generali delle strutture ospedaliere della regione, le strutture ospedaliere provinciali, e a seguire appunto il consueto punto stampa del governatore del Veneto, che ieri aveva anticipato come da ieri in poi volesse, oltre a fare il consueto report con i numeri, i dati e le storie per quanto attiene alla oramai situazione regionale sul Covid-19, anche essere latore di notizie positive. Allora ieri aveva dato il numero delle nascite registrate appunto nella nostra regione, che erano ben 91, e oggi ci aspettiamo di sapere quale sarà questo nuovo aggiornamento. Nel frattempo noi ci siamo collegati con il suo profilo Twitter, dove ha postato da una quindicina di minuti una foto, direi proprio esemplificativa di quella che è la squadra veneta messa in campo contro il Covid-19, e se andate sul suo profilo Twitter lo potete vedere, c'è una sorta di sì, ecco, c'è dentro su un campo da calcio, eccola qua, su un campo da calcio la squadra veneta con le forze dell'ordine, quindi carabinieri, polizia, uomini delle fiamme gialle, agenti della polizia locale e ovviamente in primis loro e il personale ospedaliero con medici, infermieri, operatori sociosanitari impegnati in prima linea sul campo, è il caso di dire. E quindi insieme ce la possiamo fare. Di nuovo torna a ribadire questo concetto che, visto quanto stavi anticipando tu da studio con il rappresentante dell'ente turismo, appunto abbiamo capito come se la situazione emergenziale dovesse protrarsi nel tempo, ecco che con la gente che continua ad uscire ripetutamente più volte al giorno, ecco che andremo di fronte, si affaccerebbero gli scenari che avete anticipato da studio, scenari che invece possono essere contenuti se ognuno di noi fa la propria parte, chi continuando a lavorare laddove è necessario questo servizio, quale il nostro ad esempio, come ha anche puntualizzato lo stesso governatore del Veneto ieri in apertura del punto stampa, parlando dell'importanza dell'informazione, soprattutto in questo periodo, importanza perché riesce a raggiungere tutti i cittadini, quindi dà il segnale concreto di come si sia sul campo, si sia presenti, e poi non ultimo anche l'importanza di chi parimenti fa la propria parte restando a casa, anche perché lo scenario che aveva anticipato ieri era sempre il governatore, era di chi comunque quando va al supermercato va e debba fare una scorta, cioè debba no, però sarebbe auspicabile facesse una scorta bella sostanziosa, settimanale, se non addirittura mensile, di quanto attiene appunto ai generi alimentari, e questo perché per evitare che si costituiscano i famosi assembramenti. Oltretutto oggi
Nel frattempo vedo che arrivano anche altri colleghi per il consueto punto stampa. Oramai siamo più o meno sempre i soliti, si è formato anche tra noi giornalisti, operatori, un gruppo coeso, siamo anche noi una sorta di famiglia qui, visto che ci incontriamo tutti i giorni da un mese a questa parte qui al punto stampa. Saluto anche i colleghi e quindi è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte. Diversamente, aveva puntualizzato il governatore, sarò costretto ad adottare misure ancora più restrittive. E quindi adesso vediamo che cosa ci dirà lui. Bisognerà capire se poi di verrà concerto con l'assessore alla sanità Lanzarin. Certo, bisognerà poi capire se verrà pensato quella ipotesi che aveva lanciato qualche settimana fa del conta clienti, diciamo, se sarà necessario arrivare a questo e se è fattibile, sì. Insomma, al di là della app e della tracciabilità era un altro fronte diciamo, sul quale c'era il problema della privacy. Lui ieri ha detto insomma bisognerebbe arrivare a sospendere addirittura la privacy e questo è un altro fronte. Va bene, allora esatto. Anna Maria, ci ricollegheremo allora fra quando inizierà il punto stampa di Zaia e dicevamo una giornata particolare. Oggi tra l'altro è una giornata particolare. Esatto. Perché sì, oggi è il compleanno del Presidente. E quindi farà il compleanno diciamo con voi. Va bene, allora a dopo. Con noi. Esatto. A dopo. Grazie Anna Maria Parisi. Allora fra pochissimo ci colleghiamo con l'Associazione Nazionale Presidi, fra pochi minuti. Peraltro c'è una novità da questo punto di vista, ma volevo vedere prima un'altra cosa tornando alla questione economia. È un dato importante che è stato diramato ieri dall'assessore al lavoro Donazzan, e cioè dei 20.000 posti di lavoro persi causa coronavirus. Il servizio... Ho chiesto all'Osservatorio di Veneto Lavoro di fare un monitoraggio specifico e abbiamo, come si fanno i dati scientifici, e noi abbiamo un sistema molto articolato e molto certificato, noi abbiamo valutato lo stesso periodo dell'anno scorso con questo e risultano dai meno 15 ai meno 20.000 posti di lavoro in un solo mese di Covid, e nemmeno con le imprese tutte chiuse. I dati sono arrivati sul tavolo di Elena Donazzan in queste ore e offrono uno spaccato drammatico del lavoro a nord-est. Causa virus, migliaia sono i posti di lavoro che si sono volatilizzati, sorvegliato speciale il turismo. Ho chiesto adesso di monitorare i dati del turismo, specificatamente quelli del turismo che saranno dati trimestrali, cioè comprendendo nel mese prossimo, ma guardandoli da ora, che cosa è accaduto per esempio nella Pasqua di quest'anno e quella dell'anno scorso, come sono andati i territori, perché ci darà, questa è la cartina di tornasole per comprendere l'impatto non solo sanitario ma anche economico di questa crisi. Monitorare i dati per approntare una risposta, questo è l'obiettivo di Donazzan, per la quale non possono bastare i 25 miliardi annunciati dal governo come seconda tranche. Non saranno sufficienti né quelli di prima né quelli annunciati in questo decreto, perché tanto non possiamo solo ragionare di cassa integrazione, anche se è stata promessa a tutti, ma dobbiamo capire come difendere le nostre imprese e come garantire liquidità e sostegno alle nostre imprese. Insomma, non c'è solo il lavoro in ballo, ma anche la tutela del Made in Italy, e a bocciare l'entità del nuovo decreto sono anche le categorie. Sono pochi sì, perché purtroppo ci vogliono più risorse, perché quando tu blocchi un paese ci vogliono molti soldi per ripartire. E a proposito dell'ipotesi di un Mario Draghi traghettatore dell'Italia fuori dalla crisi e possibile premier tecnico, Pozza ha le idee chiare. Ma io la auspico, a crederci non ci credo tanto. Allora, questa è la situazione delle forze lavoro insomma, persa in queste settimane. Una notizia che riguarda proprio l'assessore Donazzan, perché come sapete l'assessore Donazzan è assessore regionale al lavoro ma anche all'istruzione. Sul fronte della formazione a distanza, la Regione Veneto è pronta a riprogrammare gli ultimi bandi del programma Via Veneto in Azione per promuovere e incrementare le abilità dei docenti nell'utilizzo delle metodologie di formazione a distanza. Lo ha comunicato l'assessore Donazzan alla direttrice dell'ufficio scolastico regionale Augusta Celada, informandola della possibilità di potenziare le esperienze di formazione e addestramento già avviate e di allargare il numero delle scuole e dei docenti coinvolti. Si prevede l'erogazione di sessioni formative rivolte a circa 150 docenti in gruppi di 20, ciascuna per un monte ore di 17, suddivise in un'ora iniziale per allenare e preparare all'utilizzo della piattaforma
e poi 12 ore di percorso formativo e 4 ore dedicate al confronto, approfondimento ed esercitazione anche a piccoli gruppi, con la disponibilità del relatore ad approfondire eventuali punti e avere chiarimenti. Come piattaforma potrà essere usata la suite di Google o altre piattaforme di semplice utilizzo. Questo è per quanto riguarda la formazione a distanza, che diventa di fatto necessaria anche dopo quello che ha detto il ministro ieri, il ministro dell'istruzione Azzolina, mettendo sul piatto anche l'ipotesi più seria, cioè quella di un non ritorno in aula nell'anno scolastico, anche se, lo ha ribadito, l'anno scolastico è comunque, verrà garantito come salvo, diciamo, a livello formativo e burocratico, diciamo. Allora, Gianni Maddalon, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Treviso Belluno, buongiorno. Non la sento, provi a vedere se mi sente? Si è sganciato, adesso riproviamo a chiamarlo subito. È un altro fronte importante quello della scuola, perché la richiesta è proprio quella di capire cosa fare, non avendo, vediamo se lo trovo, non avendo certezze, è quello il problema. Eccolo qui. Mi sente? Adesso la sento perfettamente. Allora, buongiorno a Gianni Maddalon. Allora, buongiorno a lei. La prima cosa che le chiedo, allora, le parole del ministro Azzolina, cosa mi commenta, insomma, l'informativa del ministro dell'istruzione di ieri, come l'ha vista, cosa ne pensa? Beh, ha fotografato quello che in realtà gli operatori della scuola e i dirigenti già avevano presente, e cioè anche se bisogna essere portatori sani di rassicurazione presso le famiglie, noi abbiamo chiaro che non ci sono le condizioni per un rientro né al 3 aprile né dopo Pasqua. Il ragionamento è questo: la curva del contagio non tende ancora a flettere e stiamo parlando, quanto alle buone notizie degli ultimi giorni, peraltro ieri mitigate, dell'andamento degli aumenti. Quando come dire, scollinerà e comincerà a discendere, porterà via del tempo, ma soprattutto la chiusura delle scuole, di questo stiamo parlando, sarà una delle ultime misure rimosse. Esattamente per la ragione per cui è stata una delle prime adottate. Le scuole assembrano 9 milioni di persone in luoghi ristretti, quindi quando saremo alla chiusura del tunnel, all'uscita del tunnel, scusi, le scuole saranno fra le ultime situazioni a tornare alla normalità. Dunque, già in una nota precedente del capo dipartimento si prefigurava fra le righe che potrebbe finire qui o al massimo esserci un rientro di 1 o 2 settimane, e il ministro in qualche modo lo ha detto più esplicitamente, ma dico, agli addetti ai lavori era abbastanza chiaro questo. Le posso chiedere soltanto una cosa, se può alzare il viso, perché la vediamo a metà, eccolo qua, se può alzarsi un po' di più, eccolo qua, perfetto, benissimo. Allora, questa, ecco, benissimo, ottimo. Allora, lei dice, insomma, è chiaro che l'ipotesi proprio di non tornare in aula è concreta, quindi, di finire l'anno, diciamo così. Sì, diciamo che è nel novero delle cose realistiche. E vorrei quasi fare un ragionamento paradossale. Tornare in aula per 1 o 2 settimane con l'ansia di oddio come recupero 8 settimane perse, forse è perfino peggio che fare seriamente diciamo un'attività a distanza e una valutazione ponderata e commisurata alle condizioni a distanza e gli scrutini in virtuale. Ma insomma è un ragionamento quasi al paradosso. Le speranze sono o in una miracolosa discesa dei contagi e una pronta riapertura, dunque dopo le vacanze di Pasqua, diciamo così, attorno al 18 aprile grosso modo, oppure
e non dipende da nessuno di noi e nessuno sa fare previsioni né può farle sensate, quasi quasi tanto varrebbe spingere fino in fondo sull'acceleratore della formazione a distanza. Mi rendo conto che le famiglie vivono una situazione assolutamente difficoltosa. La vera difficoltà rispetto all'iniziativa pure lodevole dell'assessore Donazzan non è la formazione dei docenti che buttati in acqua dalla sera alla mattina si stanno dando da fare. Io non ho mai visto i docenti lavorare tante ore al giorno e talvolta alla notte per preparare questa benedetta didattica a distanza. Il problema è le infrastrutture, cioè raggiungere con banda e sperare che ogni famiglia abbia le apparecchiature per partecipare. E ancora aggiungo, quando ce le ha le apparecchiature deve fare i conti con più figli, quindi con più scuole contemporaneamente, certo, che offrono, oppure con i genitori che devono fare il cosiddetto lavoro agile o telelavoro. Quindi anche avendo una postazione o due magnificamente collegate è un problema. La vera emergenza adesso è raggiungere i dispersi. Senta, lei appunto parla appunto di tanti che si stanno veramente attivando in modo celere in una situazione che non era prevista. C'è anche un fronte, ci segnalano anche tanti situazioni di questo tipo in cui in realtà poi invece c'è una minore, come dire, azione da parte degli insegnanti. Guardi, io non voglio difendere una categoria a priori, ma dalla sera alla mattina c'è stata l'indicazione di fare una professione diversa, letteralmente diversa. Chi anche fra i miei colleghi dirigenti dice noi l'abbiamo sempre fatto, come dire, semplifica e banalizza. Stiamo facendo, cioè ci è chiesto di fare, didattica integralmente a distanza. Chi anche aveva docenti e preparazione e formazione professionale per usare anche il canale di internet poteva certo al pomeriggio scambiare documenti con i ragazzi, perfino fare delle dirette. Ma attenzione, ogni strabenedetta mattinata che Dio manda in terra li aveva per 4-5 ore davanti i ragazzi. È una differenza abissale fare didattica ibrida, si chiamerebbe, cioè faccio anche in più un po' di lezione via internet o di confronto o di scambio materiali e faccio tutto via internet. Guardi, se devo semplificare, ovviamente stiamo parlando di un popolo molto ampio, la scuola è il maggior datore di lavoro, parliamo di 1 milione di persone, insomma, se devo semplificare, certamente dopo i medici e gli infermieri, e su questo non si discute, se c'è una categoria che sui grandi numeri sta facendo tutto il possibile, mi verrebbe da dire che sono i lavoratori della scuola. Io e i colleghi siamo a 15-16 ore fra collegamento e presenza ogni giorno. Non rischiamo come i medici del pronto soccorso o gli infermieri, questo sì, però stiamo dando tutto ciò che si può, glielo assicuro. Poi è evidente che con 9 milioni di ragazzi da raggiungere e in tutto il mondo si parla di 360-400 milioni di persone messe a didattica in distanza, qualche paese, lei sa, ha già deciso, non si rientra e basta. Chiaro che fai quel che fai. Dopo un naufragio i bravi nuotatori raggiungono subito la zattera, quelli così annaspano, si afferrano a un relitto e direi che tutti questi li abbiamo tirati a bordo. È un'emergenza assoluta, c'è qualche disperso ovviamente. Senta, faccio l'ultima domanda. La preoccupazione di molti genitori è, nonostante insomma, la didattica a distanza, lei ci ha fatto capire insomma, la differenza in ogni caso tra l'avere gli studenti a 4-5 ore al giorno. La preoccupazione è mio figlio, mia figlia, e se lo chiedono tutti, insomma, avrà delle lacune che si porterà avanti inevitabilmente, non riuscirà a recuperare. È così?
No, diciamo che la valutazione finale comunque avvenga, quindi per un rientro nell'ultima parte del calendario scolastico o in modo virtuale, terrà conto, sarà commisurata lo stesso esame di Stato per chi ha questo appuntamento, saranno commisurati al reale percorso. Dopodiché i ragazzi non di anno terminale evidentemente avranno un dispiegamento di recupero, immagino senz'altro i primi 15 giorni di settembre, quindi con un rientro a scuola anticipato. La preparazione che i ragazzi avranno e che avrebbero avuto e non hanno avuto verrà recuperata senz'altro. Se c'è qualche cosa di positivo in questa drammatica situazione è che ci fa sentire sulla stessa barca, ecco, uso sempre l'immagine del naufragio. È un problema Quindi, che riguarda tutti, insomma. Questo è... Io tranquillizzo le famiglie e lo dico alle famiglie dei ragazzi che hanno l'esame di Stato. Non c'è una generazione, una coorte di studenti, da quelli degli esami di Stato ai ragazzini di prima primaria, che sarà tanto accompagnata, affiancata, attenzionata come questa qui, per ovvi motivi. Certo, benissimo. Con questa nota di speranza e di ottimismo e comunque di concreta, perché è vero, insomma, proprio perché siamo in questa emergenza, chi sta subendo questa emergenza verrà aiutato. Bene, grazie al professor Gianni Maddalon, grazie e buon lavoro. Grazie. E anche un saluto a tutti gli insegnanti del Veneto. Arrivederci. Così allora il Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, andiamo subito in pubblicità e poi torniamo in diretta. Della virologa dell'ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo, che dice: non bisogna più comunicare il numero delle persone positive al nuovo coronavirus. Dice: scientificamente è un dato sporco che come tale rischia di falsare non solo i calcoli sulla dimensione e la letalità della pandemia di Covid-19, ma anche di dare ai cittadini un'impressione sbagliata condizionandone la psiche e il comportamento. L'appello della microbiologa dell'ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo, che appunto ha lanciato attraverso l'ADN Cronos Salute alle autorità deputate a comunicare giornalmente i numeri. Di fronte alle cifre diffuse che ieri hanno allarmato la Lombardia e l'Italia intera dopo una risalita in attesa dopo giorni di speranza, io veramente rabbrividisco, dice Gismondo. Per questo lancio un appello a non comunicare più il numero dei positivi. È un dato da un punto di vista scientifico sporco, innanzitutto perché ogni giorno varia il numero di persone che vengono sottoposte a tampone. Succede così che i dati sui positivi si riferiscono a una campionatura molto poco omogenea, un insieme che ormai comprende l'esito di tamponi fra sintomatici, asintomatici, personale sanitario e a volte anche i tamponi rifatti per la seconda o la terza volta dallo stesso soggetto. Quindi questo è l'appello che fa la microbiologa dell'ospedale Sacco di Milano. È un dato interessante, uno spunto interessante che appunto vedremo se verrà appunto commentato dal Presidente. Vediamo intanto, eccolo qua, guardate, questa è l'immagine, ve la facciamo vedere, della sala stampa di Marghera adesso, questa foto con questo festone, chiamiamolo così, con scritto auguri. Mentre si sta predisponendo la diretta, sono gli auguri al governatore Zaia, che appunto compie oggi 52 anni, un compleanno decisamente particolare. Allora, Lorenzo Maier al telefono. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Eccoci qua. Allora tu ci volevi raccontare di un momento così di riflessione importante del Patriarca di Venezia. Adesso cerco subito le immagini che ci hai girato. Eccole qua. Questo è il Patriarca mentre si stava avvicinando. Raccontaci. Sì, il Patriarca, come aveva peraltro annunciato l'altro giorno, questa mattina si è recato al cimitero di San Michele, il cimitero monumentale di Venezia, il cimitero che lo ricordiamo è chiuso, e quindi in forma privata ha voluto sostare davanti alle tombe un momento di preghiera molto significativo. Ci hanno raccontato le pochissime persone che hanno potuto essere presenti di persona, ma che è stato trasmesso anche in diretta attraverso
i social del patriarcato. Momento molto significativo perché il patriarca ha voluto ricordare tutte le vittime del coronavirus e pregare per loro, in particolar modo per tutte le vittime che, come sappiamo, in questi drammatici giorni non hanno neanche potuto avere il tribullo omaggio di un funerale per l'emergenza in atto, visto che appunto non ci sono le celebrazioni canoniche, e questo pensiero del patriarca è stato molto significativo. Ha voluto ricordare tutte le vittime del coronavirus, del Covid-19, tutte le vittime, non solo quelle di Venezia, ma delle terre del patriarcato, del Veneto e d'Italia. Ricordiamo che domenica nella sua omelia il patriarca aveva richiamato in maniera molto commovente anche la tragedia che si stava vivendo a Bergamo, le immagini che hanno fatto purtroppo il giro del mondo e che sono un po' negli occhi di tutti noi. Il patriarca era accompagnato in questo momento di preghiera solamente dal suo segretario particolare, Don Modis Paviano, che sta seguendo ovunque, e da Don Marco Zane, il vice rettore del seminario, che si occupa anche un po' della sua comunicazione. Vogliamo dare alcune, se si può dire, curiosità, alcuni particolari. Il patriarca ha mantenuto la distanza anche dei suoi collaboratori, come penso si veda anche dalle immagini, e non aveva neanche lui purtroppo una mascherina. Infatti alcune immagini riprendono che era bardato con una sciarpa molto folta proprio per evitare qualsiasi tipo di rischio. La preghiera al cimitero è seguita a un momento che era già avvenuto qualche ora prima, di prima mattina, quando il patriarca nella sua cappella privata ha voluto proprio celebrare l'Eucaristia, anche questa a porte chiuse, e ricordare tutte le vittime di questa immane tragedia. Una particolarità è anche che proprio in questi giorni ricorrono gli 8 anni di presenza del patriarca Francesco Moraglia alla guida del Patriarcato di Venezia e a Venezia. Il 25 marzo, mercoledì scorso, proprio in occasione dell'Annunciazione, ricorreva questo anniversario che la diocesi avrebbe voluto festeggiare in ben altro modo. Non è momento ovviamente di fare alcun tipo di festeggiamento, visto l'emergenza che è in corso, però comunque si è voluto ricordare questa tappa importante del patriarca, che ricordiamo è genovese, è arrivato dalla diocesi di La Spezia, con la speranza che ci possa essere in futuro, tra un po' di tempo, a breve tempo, magari entro l'estate, occasione poi di ricordare anche con le autorità cittadine, con tutti i fedeli e tutti coloro che vivono la realtà del patriarcato, questo importante compleanno. Questa sera poi il Santo Padre si esporrà in piazza San Pietro il Santissimo, in una piazza deserta, e quindi anche il patriarca in questa sua preghiera del mattino ha voluto ricordare anche questo appuntamento, invitando tutti i fedeli della diocesi a sintonizzarsi poi nel pomeriggio per questo importante momento e a pregare in sintonia con il Santo Padre affinché possa concludersi e terminare questo dramma che stiamo vivendo in questi giorni. Domenica poi, ultima domenica prima della settimana santa, prima della Domenica delle Palme, ricordiamo che le nostre emittenti, come al solito, Antena 3 e Rete Veneto, trasmetteranno in diretta la messa che il patriarca celebrerà dalla Basilica di San Marco. Certo, ormai è un appuntamento di ogni domenica e non solo. Grazie a Lorenzo Maier per questo aggiornamento e questo momento di riflessione importante del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, e come ho detto prima una visita al cimitero che è stata fatta anche dal Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Questa mattina l'abbiamo seguita con il nostro Lucio Zanato, questa sera vi faremo vedere il servizio del nostro Lucio Zanato. Un'altra notizia: il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, nel corso della cabina di regia con le opposizioni che è in corso in questo momento,
nel pomeriggio cercheremo di collegarci proprio con lui, ha annunciato che il Premier Giuseppe Conte incontrerà nella prossima settimana i leader politici delle forze di opposizione, Salvini, Meloni e Tajani, per rapportarsi direttamente sulle misure discusse in queste ore al tavolo tecnico con i capigruppo di opposizione. Io vedo sempre alle mie spalle la selva di microfoni, quindi stiamo per iniziare con il punto stampa del governatore Zaia. Nel frattempo vi faccio rivedere due cose importanti, e cioè primo il codice IBAN con le donazioni della Regione Veneto, sempre molto importante farlo vedere. Quindi eccolo qui, combatti il coronavirus con la solidarietà, il codice IBAN, la causale e l'intestazione, lasciamolo un po' così, lasciamo il tempo di prendersi nota per chi ancora non l'avesse visto, lo cerchiamo di farlo vedere il più possibile, e ogni giorno proprio Zaia ci racconta della corsa solidale che non si ferma, superati se non sbaglio gli 8 milioni di euro, chi ha dato ovviamente tantissimo, sono stati nominati, ma chi ha dato anche il suo. Insomma, l'importante non è la quantità, o meglio, ha una sua importanza chiaramente, ma il gesto, e come sapete i gesti dei veneti sono sempre molto molto importanti. E poi un altro fronte invece è quello dell'autocertificazione. Ve le facciamo rivedere la nuova autocertificazione, perché è un passaggio vediamo se c'è la nuova autocertificazione. Si è discusso molto, si dibatte, c'è anche polemica per le continue autocertificazioni, ma questa è la situazione, quindi ve la mostriamo come sempre. Le immagini della nuova autocertificazione da tenere in auto, eccola qui. Per chi ha problemi a stamparlo, ovviamente, come sapete, le copie ce l'hanno anche le forze dell'ordine, quindi si può compilare al momento. Ci sono le ultime, diciamo, voci che riguardano i decreti, ed è importante, insomma, compilarlo correttamente, perché lo abbiamo ripetuto tante volte, le misure e le sanzioni hanno ricevuto un aggravio, e quindi è necessario essere corretti anche in questa situazione. Mentre continuano a mandarci le immagini Anna Maria Parisi, vediamo questa, eccolo qua. Siamo praticamente in collegamento, ecco, questa è la scritta auguri che campeggia davanti, voi non la potete vedere perché vi mostriamo il primo piano del governatore Zaia quando fa la conferenza stampa, ed è quella che vedete poi di solito con la salva dei microfoni. Questo è quello che si vede dall'altra parte, questi gli operatori, i colleghi operatori di ripresa, che ringraziamo ovviamente sempre moltissimo, e quella scritta auguri. Allora, pronti ad andare con il governatore Zaia nel momento in cui arriva per la conferenza stampa, ma io farei allora sentire un altro elemento importante che riguarda proprio il lavoro, un servizio che avevamo raccontato ieri, perché in questo caso parliamo della marca trevigiana. Sono tantissime le aziende trevigiane che si rivolgono agli uffici della prefettura per capire se la loro attività rientra o meno tra le restrizioni imposte dal nuovo DPCM. Ovviamente la giungla di codici non è facile da decodificare. Allora vediamo il servizio. Posso o non posso tenere aperto? Le aziende trevigiane vogliono continuare a lavorare rispettando però le norme del DPCM in materia di sicurezza. Non vogliono fermarsi, e a filtrare tutte le domande sono oggi gli uffici della prefettura, che di fatto dipendono dal Ministero dell'Interno. In questi 2 giorni sono arrivate ormai direi più di 1000 comunicazioni di prosecuzione di attività, quindi noi stiamo esaminando queste comunicazioni. Abbiamo chiesto per moltissime integrazioni, perché spesso si trattava di pure comunicazioni senza nessun riferimento per poter valutare quindi se effettivamente quell'attività che l'imprenditore intende proseguire è veramente, come dice la norma, funzionale rispetto a quella che è la diciamo così, linea produttiva. Tutte le domande sono al vaglio, ma soltanto per chi dovrà fermarsi arriverà la risposta scritta, per gli altri vale il silenzio assenso. Una presa d'atto per quanto riguarda gli imprenditori, e sono la maggior parte secondo me, che potranno continuare a lavorare, almeno da una prima visione che abbiamo degli atti. Poi ci sarà la risposta negativa, nel senso che ci sarà il provvedimento di
con cui si dispone la sospensione per coloro che invece appunto non hanno i requisiti. Quindi finché uno non riceve nessuna comunicazione dalla prefettura continua a lavorare. Ed è sempre della prefettura la competenza di sgomberare il campo sulla possibilità che prodotti non alimentari, come ad esempio la cancelleria, debbano o meno essere venduti nei supermercati. È aperto nei giorni in cui è aperto e si vende tutto, ovviamente i mercati, la famosa lista del decreto dell'11 marzo, quando si chiude questa volta, almeno qui in Veneto si chiude anche in base alla disposizione dall'ordinanza del Presidente della Regione e quindi non si vende nulla. Dal prefetto di Treviso Maria Rosa Laganà arriva anche l'appello a denunciare eventuali anomalie sul prezzo dei prodotti, in alcuni casi gonfiati da produttori o negozianti che sfruttano la carenza della merce in circolazione. Così il servizio della Maria Parisi, c'è una notizia che riguarda Boris Johnson che è positivo al test del coronavirus, il premier britannico, molto discusso, lo vediamo ecco nella pagina del sito di Repubblica, è in isolamento, risultato positivo al test, ha sintomi lievi si è messo in isolamento, così assicura che continuerà a lavorare. Il premier britannico che era molto discusso nelle scorse settimane, perché lo ricorderete all'inizio dell'emergenza in Italia parlava di un piano di immunità di gregge che ha fatto venire un po' i brividi a tutti e poi per poi fare clamorosamente marcia indietro e quindi andando a predisporre come in Italia il cosiddetto lockdown. E adesso è risultato positivo al coronavirus, peraltro anche il principe Carlo, notizia di giorni scorsi. Insomma, la situazione in Inghilterra è molto, molto grave. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno superato il numero di contagi in tutto il mondo e sono diventati il paese con il maggior numero di contagi. Era un po' quello che si prevedeva potesse accadere dopo che per settimane l'Italia è stato al centro delle polemiche come il paese del coronavirus dopo la Cina. Adesso la situazione è diventata davvero globale, confermando quella pandemia ormai accertata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Siamo ancora in attesa della conferenza stampa del governatore Zaia, allora forse c'è il tempo di vedere un altro servizio importante che riguarda tante segnalazioni vostre di questi giorni, ovvero i prodotti non alimentari presenti sugli scaffali dei supermercati ma non più in vendita. Si muove qualcosa forse di qua? No, forse no. Quei prodotti non in vendita, non è possibile vendere certi prodotti, allora la situazione ha già messo sul piede di guerra le associazioni dei consumatori, pronte anche a chiamare la Guardia di Finanza. Sentite. Prodotti sugli scaffali che però non si possono acquistare. Sono numerose le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione, alcune corredate da foto come questa, chiaramente riferita alla cancelleria. Una limitazione in questo caso anche alla didattica che, seppur tra mille difficoltà, molte famiglie stanno comunque portando avanti a distanza. Ma si parla anche di giardinaggio, materie di stilo, fino ad arrivare in alcuni casi a prodotti per l'igiene personale per la casa. Tutto esposto ma non in vendita perché il decreto governativo indicherebbe distribuibili solo prodotti alimentari. Eppure questi prodotti servono come per certi versi più degli altri per un provvedimento che le organizzazioni dei consumatori puntano a far cambiare rapidamente, iniziando dalla grande distribuzione. Risulta anche a noi la settimana scorsa, esattamente sabato, alcuni supermercati non davano accesso ai prodotti di igiene. Anche perché in realtà non c'è una legge che blocca la distribuzione. Non c'è, perché tutti i negozi che hanno la possibilità di restare aperti hanno la facoltà di vendere i loro prodotti. Nel frattempo, anche per raccogliere esempi pratici, le associazioni chiedono ai cittadini collaborazione. Ci telefonino perché è chiaro che noi possiamo intervenire abbastanza rapidamente, è difficile magari trovarci, ma se hanno un po' di pazienza riescono a contattarci e facciamo gli interventi. Diversa invece è l'indicazione per aumenti non giustificati dei prezzi. Anche in questo caso, sia dai nostri telespettatori che dagli associati, arrivano diverse segnalazioni. Più che aumenti dei prezzi di prima necessità abbiamo osservato degli scostamenti. Faccio un esempio molto semplice che è quello che poi abbiamo seguito. Se 3 giorni fa le arance costavano 1,30 al chilo, ieri erano a 2 euro, oggi sono a 1,50. Faccio fatica
a capire, come dire, questa modifica. Qui più che alle associazioni la segnalazione va fatta direttamente alle forze dell'ordine. La cosa da fare è Allora ci siamo interrompiamo e vediamo la conferenza stampa di Zaia. E ringrazio anche i giornalisti per gli auguri inaspettati. Vuol dire che mi farete come regalo begli articoli. No, grazie di cuore per il pensiero. Non è il modo migliore per festeggiare il compleanno, però insomma, sapete che avanzate tutti un bicchiere di prosecco e noi ne abbiamo tanto di prosecco, per cui non abbiamo problemi. Speriamo di festeggiare la fine di questo tormento, direi piuttosto, no? Abbiamo anche oggi i dati, la triste contabilità che voglio presentare e salutare tutti quelli anche che sono collegati in diretta. Abbiamo 18.895 persone in questo momento che sono in isolamento. I positivi sono 7.497, sono persone che sono sottoposte oltretutto a sorveglianza. I ricoverati sono 1.874. Scandisco i numeri per dare una mano anche a Chiara nella cosa. 1.874 persone, ci stiamo avvicinando alle 2.000 persone ricoverate in ospedale. In terapia intensiva di questi abbiamo 338 persone e voi vedete che sta crescendo la terapia intensiva, sta crescendo particolarmente in zone nelle quali pensavamo di avere delle isole felici, sto parlando del Veronese in particolar modo. I dimessi sono 536, i morti 313 persone hanno perso la vita e i nati oggi sono 84, 91 ieri, oggi abbiamo 84 nati, la vita che continua. Allora, la situazione è una situazione per noi ancora preoccupante. Ci avviciniamo fra l'altro al fine settimana, le ordinanze che ho fatto restano vigenti, non le facciamo per la passione e per la voglia di essere sadici, ma le facciamo perché siamo estremamente convinti che questo regime di isolamento volontario, indotto, che abbiamo chiesto ai cittadini, stia dando comunque dei risultati. Vi posso garantire che rispetto al modello abbiamo 3 giorni di ritardo e questi li abbiamo ottenuti solo perché i veneti si sono messi d'impegno. Non sto dicendo che abbiamo finito l'emergenza, vi sto dicendo che abbiamo 3 giorni di ritardo, il che vuol dire che se, per farlo capire ai veneti, se noi dichiarassimo che questo fine settimana si fa festa in tutte le piazze del Veneto, noi fra una settimana, 10 giorni, abbiamo il collasso della sanità del Veneto, perché tutti si contagerebbero. Quindi abbiamo ben chiaro che dietro l'angolo c'è il nemico, cerchiamo di non superarlo mai quell'angolo. E quindi vi chiedo ancora, cari veneti e care venete, qualcuno dice ma non ci sono solo veneti e veneti, tutti quelli che sono in Veneto sono veneti e venete, che siano bianchi, rossi, arancioni, a noi non interessa niente, sono tutti veneti e venete. Cari cittadini del Veneto e cittadine, vi prego veramente di cuore di restare a casa, di uscire solo se ci sono effettive necessità, quelle famose inderogabili, indifferibili, oppure ovviamente gli impegni di lavoro, il tema della spesa, ma per il resto restate a casa. I risultati si vedono nel programma, che stiamo accelerando di meno, ma il che non toglie che comunque il contagio c'è. Cioè quando tu hai 1800 persone in ospedale vuol dire che comunque questo fenomeno è un'autentica tragedia. Le 338 persone di terapia intensiva le possiamo curare semplicemente per un motivo, perché quando altri
facevano filosofia su queste cose, noi cominciavamo a comprare e avevamo già in acquisto attrezzature. Pensate, nessuno l'ha mai detto, noi senza far tanti movimenti abbiamo comprato 400 letti da terapia intensiva in queste settimane, diciamo da metà febbraio, dai primi di febbraio abbiamo iniziato a allestirci. Un fornitore ce ne dà 300, uno ce ne dà 100. Abbiamo addirittura chiesto ai fornitori di modificare i letti normali e farci diventare la terapia intensiva. Abbiamo allestito, vorrei ricordarvelo, 740 posti letto in ospedali che erano chiusi da anni. Stiamo facendo di tutto per curare i nostri cittadini in ospedali. Ovvio che se la vicenda dovesse precipitare, è ovvio che dovremmo guardare anche noi a strutture ricettive, diciamo, di più pesanti, ma per ora lo escludiamo. Se continuiamo con questo percorso, e spero che il governo, che con l'ultimo decreto comunque pone dei limiti anche nella libertà di fare le ordinanze dei governatori, spero e sono convinto che con la massima lucidità e buon senso il tema delle restrizioni lo tenga in piedi. Io ho qualche cittadino, soprattutto ragazzi e ragazze, che mi dicono: ma ancora quanto devo restare dentro a casa? Non ce la faccio più. Più di qualcuno mi dice: facci uscire perché stiamo ingrassando. È un problema che abbiamo tutti, però è pur vero che si dimagrisce solo su un posto, stesi in terapia intensiva. Allora è meglio prendere un chilo in più e star bene piuttosto che perderne tanti e stare male. Guardate, io sono la prima persona in Veneto che, come si può dire, soffre questa situazione. La soffro non personalmente perché devo stare a casa, io sarei uno che è sempre in giro per i campi. Soffro perché la devo imporre ai miei veneti, ma non ci sono alternative. Abbiamo governato bene fino adesso assieme la sanità, facciamolo ancora. E qualcuno dirà: ma Zaia è ossessivo. Sì, sono ossessivo, restate a casa. Abbiamo anche delle novità per dare delle risposte a quello che ci è stato chiesto. Allora sì, rispetto ad alcune indicazioni che mi vengono date. Qualcuno dice: ma tu sbagli a dire che ci vorrebbe una sospensione della privacy. No, io ve lo confermo, ma non intesa come ascoltare le telefonate di qualcuno o farci i cazzi degli altri, ma semplicemente per i tracciati e per vedere gli spostamenti nel momento in cui una persona è positiva, deve restare a casa. Noi dobbiamo avere la certezza che non si muove da casa. A questo servono i tracciati. Abbiamo la possibilità di mutuare esperienze israeliane che ci hanno offerto, e ringrazio appunto Israele per questo, però è pur vero che in questo paese ci vuole anche il coraggio di fare un salto in più. E veramente il mio appello al governo che si adottino le intelligenze artificiali. Abbiamo droni che sono in grado di vedere e leggere la temperatura corporea della gente che gira per strada. Sarà fantascienza, è semplicemente un termometro usato in maniera diversa. È un termoscanner, no? Abbiamo la necessità di capire se nei flussi c'è qualcuno che è ammalato, perché lo possiamo intercettare, lo possiamo testare e possiamo capire tante cose, anche eventualmente predisporre un isolamento fiduciario. I corrieri mi pregano di fare un appello, lo faccio volentieri. Mi dicono: noi siamo sempre al fronte, siamo per le case, per le aziende a consegnare pacchi. E i corrieri sapete cosa mi scrivono? Magari in questo momento evitate di comprare cazzate, la custodia del telefonino, le monate varie, perché comunque è un'ulteriore necessità di andare. Sto parlando dei corrieri, gli spedizionieri dicono che ancora hanno molti pacchi di micro monate che portano per le famiglie e per le aziende. Dico, è un inutile rischio a nostro carico e anche a carico delle famiglie che ricevono questi pacchi, che comunque, voglio ricordarvi che per le direttive sanitarie il virus vive per alcune ore
sulle superfici non biologiche, per cui comunque vanno disinfettate, le superfici vanno trattate e quindi evitate in questa maniera di fare. Capisco che siamo tutti a casa e magari l'acquisto online è una forma anche questa di antistress, però evitiamo, perché i corrieri mi dicono che spesso hanno pacchetti e forniture che lo si capisce dalle dimensioni e quant'altro che sono, o lo si capisce da altre modalità, mi dicono c'è custodie telefoniche a tutte le ore. Aspettate un attimo, perché loro sono a disposizione, però giustamente dicono fatelo anche per voi, perché il corriere vi entra in casa, vi dà una bolla da firmare e il corriere comunque è come un'app impollinatrice, passa da un posto all'altro, può avere i dispositivi, ma nell'ottica del stiamo a casa aiutiamoci anche con questo sistema. Infine, ieri avevamo parlato dei tamponi. I tamponi che noi abbiamo fatto sono 83.025. Di questi tamponi fatti al personale sanitario sono 27.436. Stiamo andando avanti con i tamponi del personale sanitario. Vi dico che la situazione è sempre più in salita perché mancano i reagenti, mancano i kit. Anche questa mattina ho fatto una riunione assieme agli assessori Lanzarin e Bottacin con i direttori generali, forse anche urlato un po' troppo stamattina, ma non contro di loro, contro il sistema che non posso più accettare. Cioè manca tutto, dobbiamo farci in casa tutto. Adesso abbiamo comprato, finalmente è arrivata una macchina dall'Olanda che dovrebbe fare 7.000 tamponi al giorno. Speriamo di poterne concludere un altro affare e portarne a casa un'altra che installeremo a Verona, all'azienda ospedaliera di Verona, perché il nostro target è fare 20.000 tamponi al giorno e continuiamo a perseguire questo target. Ovvio è che oggi abbiamo la difficoltà della mancanza di tutto sul mercato. Infine, ieri ci chiedevate del personale. Sapete che avevamo avuto la disponibilità di quel migliaio di dipendenti da assumere. Ne abbiamo già contrattualizzati 564, si continua ad andare avanti, 123 sono medici, dopo vediamo la tabella, 239 sono infermieri e 156 sono OS. Ovvio che stiamo semplicemente portando avanti i contratti, quindi domani saranno di più, stiamo andando avanti verso questa dimensione. Questo è un dato importante che vi volevo dire oggi. Vi ricordate che ieri vi ho detto, guardate che negli ospedali non ci sono solo i Covid, i 1800, ma ci sono anche i pazienti normali. Eccoli qua. 8.860 pazienti no Covid, cioè quindi non coronavirus, che stanno occupando 160 postazioni di terapia intensiva. Poche, perché abbiamo ridotto di un sacco l'attività chirurgica, diciamo, non urgente, però voglio ricordare che continuiamo a operare oncologici, continuiamo a fare l'urgenza e tutto. Quindi ci sono 8.860 Covid normali più gli 1.800 Covid, questo è il dato che voi avete. Io per oggi non aggiungerei altro, ci stiamo affrontando un fine settimana, spero che sia un fine settimana determinante per una svolta, non ve lo so dire. Sappiamo dal modello che la prossima settimana sarà impegnativa. Qualcuno mi chiede ma quando apriranno le scuole? Beh, forse non apriranno più le scuole, nel senso che si finirà l'anno scolastico. La vedo dura con questi numeri mettere a repentaglio la salute dei ragazzi e soprattutto creare un popolo di contagiatori. Avete visto i dati che vi abbiamo mandato ieri, che l'assessore vi ha mandato ieri, divisi per fasce d'età dei ricoverati, capite che abbiamo anche dei ragazzi, che abbiamo adolescenti, che abbiamo età le più svariate, i 30, i 50, i 40, i 90, gli 80, quindi ce n'è per tutti. E la prossima settimana sarà una settimana impegnativa. Siamo fortemente preoccupati per quello che sta accadendo a Verona. Abbiamo le terapie intensive che sono assolutamente sotto tensione. Stiamo allestendo ancora postazioni. Avete visto che la scelta su Villafranca, che sembrava così un vezzo comunicativo,
è diventata una realtà, cioè abbiamo svuotato un ospedale per portarci il Covid. Avete visto che stiamo attrezzando Marzana, avete visto che stiamo continuando a allestire terapie intensive e semi-intensive a Borgo Trento e a Borgo Roma e sostanzialmente oggi il pensiero più importante che abbiamo è nel Veronese. Nel Veronese perché molto probabilmente si porta dietro la contiguità con la provincia di Brescia, nel Veronese perché oggi è la realtà che ricovera più pazienti al giorno e soprattutto non lo ricovera purtroppo solo nelle malattie infettive, ma ci arrivano anche in terapia intensiva. Ultimo aspetto, oggi abbiamo fatto un punto della situazione per le case di riposo e i dispositivi. Dopo vi lascio all'assessore Lanzarin per una specifica. I dispositivi noi li inviamo alle direzioni generali delle ULSS, abbiamo oggi del magazzino, quindi siamo in grado di inviare. So che gli operatori delle case di riposo, ma non solo, anche delle ULSS, sono in difficoltà. Anche questa mattina ho parlato con degli operatori delle terapie intensive, mi dicono cambiamo la mascherina una volta al giorno, è poco, perché la mascherina dovrebbe avere una tenuta di 4 ore, 5 ore. La verità è che pian piano stanno arrivando tutte le forniture, vi ricordo che noi abbiamo 13 milioni e mezzo di materiale in arrivo, ma non fra un mese, a giorni, dobbiamo già scaricare il primo materiale, stiamo rivedendo fortunatamente le quote di invio di materiale e siamo preoccupati per quel che riguarda ovviamente le case di riposo. Abbiamo nel giro, io spero di qualche giorno, perché mi hanno detto 10 giorni da sabato scorso, quindi vuol dire mercoledì prossimo, l'arrivo di 100.000 test rapidi che utilizzeremo per il personale, anche questo degli ospedali, e per le case di riposo. Ovvio che le case di riposo sono un punto nevralgico, delicatissimo, perché dove il virus entra, è inutile che ci nascondiamo dietro il dito, trova un substrato che è eccezionale, perché trova poveri, degli anziani che sono spesso cronici, hanno altre patologie e il virus molto spesso va a complicare le patologie e porta questi anziani ovviamente alla necessità di cure o peggio ancora in terapia intensiva. Purtroppo questo virus verrà ricordato come il virus delle case di riposo, perché così è accaduto in Lombardia, così sta accadendo in Veneto, così accade in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna, insomma in Piemonte. È il virus che colpisce fra l'altro le persone più deboli. Domande? Se posso? Prego. Buongiorno. Vista la squadra che si è unificata per dare le risposte insomma, ai vari test, com'è la situazione? Ci sono ancora ritardi, lunghe attese? E un'altra domanda, se posso, visto che anche le regioni con Termini lo hanno fatto, anche il Veneto sta pensando gentilmente a una proroga per il bollo auto, quindi un altro settore? Allora, questo ci stiamo pensando con più difficoltà rispetto alle altre regioni, perché vi ricordo, e l'ho detto anche ai consiglieri, il vicepresidente ci sta lavorando ormai da penso un mese. Noi siamo una regione che non applica tasse. Voi dovete sempre pensare che quando vedete qualcuno che fa qualcosa, dei miei colleghi di regione, dovete sempre pensare che di minimo, di base, c'è un gettito di 180-200 milioni di euro che noi non incassiamo ogni anno, questo è l'addizionale IRPEF. Quindi stiamo valutando la sostenibilità rispetto al bilancio che esentasse anche di prorogare il bollo auto. Aggiungo di più, rispetto alle sperimentazioni, vi annuncio già che AIFA ha dato l'ok, quindi in questo momento è riunito il nostro comitato tecnico-scientifico per la cura domiciliare, l'infusione domiciliare della idroclorichidina, insomma l'antimalarico, che se riusciamo a somministrarlo in casa nelle prime fasi potrebbe aiutarci ancora di più nella cura dei pazienti, cioè uno comincia ad avere problemi respiratori, ai sintomi del coronavirus, è positivo al coronavirus, viene fatta la somministrazione in casa. Fermi tutti, adesso non vorrei che tutti chiamassero. L'AIFA lo ha deliberato ieri, adesso è in corso la riunione del comitato scientifico della Regione del Veneto, stabiliranno un protocollo, perché ci vuole un infermiere che vada in casa o un medico di base per fare l'infusione, cioè per fare l'iniezione
o la flebo, quello che sarà, però capite che anche questo è un livello ancora più estremo di cura estrema per evitare che i pazienti peggiorino e vadano in terapia intensiva. Ovvio che si può fare da oggi perché AIFA lo ha autorizzato ieri. AIFA ha chiuso il protocollo per Avigan, per cui siamo pronti al test. Le informazioni che abbiamo è che non è vero che manca il farmaco, non è vero che di un sacco di robe che abbiamo sentito dire, è pur vero che Fuji, che lo produce, è disponibile a darsene un contingente per la sola sperimentazione. Quindi immagino che vogliano anche uno studio, come si può dire, indipendente occidentale su questo farmaco in un cluster importante per il coronavirus come il nostro. Quindi anche qui penso che sia questione di ore per partire, appena ci arrivano i farmaci, per partire con la sperimentazione su Avigan. Prego. Chiedevo, ha fatto riferimento alla mancanza di materiale, di reagenti, eccetera. Quanto difficile, cioè a che punto siamo? Se sta arrivando, è arrivata, oppure ci sono tamponi che non vengono fatti perché mancano i reagenti? No, guarda, hai toccato il vero punto, cioè la nostra efficienza nel far tamponi è semplicemente il fattore limitante è avere la materia prima. Cioè noi non abbiamo problemi. Guardate, fare un tampone, per spiegarlo ai cittadini, è prendere, immaginate un contofiocchi, infilarlo in una narice e in gola, è fatto il tampone, dopodiché va in laboratorio e deve essere analizzato. Il vero tema è che manca sia l'hardware che il software, cioè cominciano a mancare gli stecchi, perché sono stecchi preparati, inattivati, c'è tutta una procedura, e poi i reagenti, i kit reagenti, che purtroppo le ditte che ci rifornivano ci garantiscono la fornitura di base perché il mondo intero la vuole. Per cui se tu prima facevi 300 tamponi al giorno, è proprio il caso che vi dico io, oggi ne vogliamo fare almeno 5.000, ti dico no, io continuo a darti per 300. Quindi stiamo andando, abbiamo fatti 85.000, avete visto che 27.000 o 27.000 li abbiamo fatti i nostri dipendenti, ma la velocità è direttamente e inversamente proporzionale al fatto della fornitura. Quindi ci stiamo organizzando comunque. Ma questo significa che i 20.000 che dovevano essere a regime lunedì, mi sembra, se non sbaglio, lunedì prossimo, si slitterà per... Si slitterà, io spero solo di qualche giorno. Considera che in fretta e furia siamo riusciti a trovare una macchina in Olanda, è arrivata, ne dovrebbe fare 7.000 da sola al giorno solo lei. Vediamo se riuscirà a comprare la seconda macchina, si fa 14.000, in più abbiamo messo in rete tutte le microbiologie e anzi sapete cosa facciamo? Domani vi diamo anche un dato di quanto si fa oggi di base US per US di tamponi, così avete una dimensione anche della capacità produttiva. Facciamo un rilevamento così avete la capacità produttiva come si è evoluta. Il dato che arriva sui contagi ovviamente tiene conto di quanti tamponi vengono fatti e questo sarebbe un dato importante anche per far capire alla gente che è vero che ci sono contagiati in più, ma probabilmente sono anche un effetto che si fanno tamponi in più. Sì. Quindi è il rapporto tra contagiati e tamponi che secondo me sarebbe importante. Sono 7%. Cioè ogni 100 tamponi 7 positivi. Sì. Più o meno questo è il dato. Però capite, su una popolazione, scusami Massimo, che non è casuale, è una popolazione di contatti, di gente che potrebbe aver avuto, se adesso una sua popolazione casuale penso sarà l'1% o anche di meno. Cioè. Questo dato è possibile averlo nel report giornaliero, quello che ci mandate, anche quanti tamponi sono stati fatti nella giornata? Sì, possiamo darvelo, da domani ve lo diamo. I tamponi sì, il rapporto positivi effettuati magari una volta ogni 3-4 giorni. Sì, no, ma anche facile, cioè andare per induzione, ci sono 300 contagiati in più, infatti 2.700 tamponi più o meno. Grazie. Sempre a proposito dei laboratori, sapere anche magari quante persone ci stiano lavorando perché in attesa dei macchinari ve lo diciamo, sono sempre loro, stanno facendo turni imbarazzanti. Noi abbiamo spostato molti dipendenti dei laboratori di analisi clinica, di analisi chimica, li abbiamo spostati in microbiologia perché avendo ridotto l'attività ospedaliera è inevitabile che il personale che si è liberato lo abbiamo tutto dedicato ai tamponi. Noi siamo quelli dei tamponi, siamo ancora sopra la Corea e siamo i primi al mondo per tamponi, questo è bene ricordarlo. Presidente, per non ripetere le stesse domande, volevo portarmi un attimo su un altro argomento. Uno, ho visto che lei ha fatto un tweet questa mattina, ovviamente molto critico e polemico,
nei confronti dell'Europa e dei provvedimenti che non sono stati presi. Volevo capire un po' di più la sua posizione e se concorda con quantomeno la strada che il governo ha preso, che è appunto quella di una profonda insoddisfazione. Comunque non sappiamo come andrà a finire questa richiesta di diritto dell'Europa. L'altra cosa che riguarda sempre il rapporto tra le regioni e il governo è questo avvio dell'esperimento del controllo, come dire, web, online. Non so, lei fa riferimento al modello israeliano, può essere un po' più preciso, perché lei pensa di agire da solo oppure c'è, come dire, anche il governo che sta venendo in aiuto delle regioni con una strategia analoga? Anche perché oggi, sentivo mentre venivo qui uno studio della Royal Academy English, pare che ci dovremmo abituare a convivere con epidemie trimestrali legate al coronavirus, quindi dovremmo cambiare profondamente il nostro stile di vita, non per qualche mese ma per un periodo assai più lungo. Sì, ma se ci pensate è un fatto anche di responsabilità pubblica, no? Cioè c'è l'obbligo vaccinale perché uno si vaccina per mettere in sicurezza una popolazione. Allora, il tema dell'intelligenza artificiale, piaccia o non piaccia, e il modello israeliano secondo me è vincente, è un modello che non è che ti toglie la privacy e che non ti permette più di farti i cavoli tuoi dove vuoi, ma secondo determinati parametri però ha il diritto di monitorarti. Se la piazza di San Marco viene monitorata in virtù di questa esperienza in maniera con l'intelligenza artificiale per le temperature corporee, non ci vedo nulla di scandaloso che uno venga identificato se ha la febbre e quindi venga subito intercettato. Addirittura gli israeliani riescono a fare anche riconoscimento facciale con la maschera su. Questo è un altro tema. Sì. Beh, questi si leggono queste cose, ma non c'è nulla di scandaloso, perché se devi fare l'isolamento fiduciario di una persona e se questo si mette sulla mascherina, e immagino che questo sia nato per altre finalità, no? Che sono quelle dell'antiterrorismo o quant'altro, però anche questo è un tema. Quindi non vorrei che si confondesse l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che prevarica la privacy, che è quella dell'essere liberi di vivere liberamente, da quello che è, come si può dire, la responsabilità che abbiamo nei confronti della comunità. E io dico, ognuno di noi, per la parte che compete la responsabilità pubblica, deve mettersi a disposizione. 2, sull'Europa, guardate, penso che qui dentro non ci siano anti-europeisti, no? Siamo tutti incalliti europeisti, ma abbiamo un modello di Europa in testa che non è quello che abbiamo sotto gli occhi oggi. È un'Europa totalmente latitante. Cioè la latitanza dell'Europa in questo momento è scandalosa, cioè non ha dato un minimo di regia e di coordinamento sanitario, addirittura sembrava quasi di vedere replicata la vicenda dell'immigrazione. Scusate, Lampedusa è il confine d'Italia, non il confine d'Europa. Coronavirus è il confine italiano, non è un problema dell'Europa. Oggi siamo in pandemia, l'Europa non ha nulla da dire. La BCE non si sta muovendo come si sta muovendo la Federal Reserve, addirittura gli Stati membri si muovono random, c'è la Germania che stanzia 550 miliardi, l'Italia per ora 25 miliardi, abbiamo la Spagna che è in grosse difficoltà sanitarie, abbiamo gli altri paesi che sono in difficoltà. Io mi chiedo dov'è finita l'Europa. L'Europa non c'è. C'è un commissario che si occupa della salute, beh, si faccia sentire, ce n'è uno che si occupa dell'economia, si faccia sentire, perché guardate che qui abbiamo 2 emergenze, quella sanitaria e quella economica, e vanno pari passo purtroppo. Presidente, buongiorno. Ciao. Ecco, a proposito, una serie di domande sanitarie e economiche, cominciare dal numero delle 20.000 lavoratori, la domanda economica, che lotterebbero in meno con la moria delle imprese venete, moria al momento, insomma, che hanno chiesto alla cassa integrazione, secondo i dati forniti ieri dall'assessore Elena Donazzan. Poi per quanto attiene invece alla sanità, c'è scritto e chiamato una telespettatrice che ci ha autorizzato eventualmente a dare nome e cognome, e chiede una partoriente, chiede come mai è stato chiuso il punto nascite di Schiavonia e deve andare eventualmente a partorire da un'altra parte della vostra Ma scusi, ma che domanda è questa?
Questo io... Ma guarda, ne abbiamo parlato mille, no, ma... Lo so, ha ragione, però... Sì, ma penso potevate rispondere direttamente voi, penso ne abbiamo parlato 1000 volte. Allora risponderemo. No, ma adesso rispondo io, scusatemi, in che lingua lo dobbiamo dire? Ci siamo trovati costretti ad identificare, su indicazione del governo, e il governo ha fatto bene, a identificare dei Covid Center, cioè dei centri di cura dei malati coronavirus. Uno di questi è Schiavonia, poi c'è Sant'Orso, c'è Vittorio Veneto, Villa Salus, San Camillo a Treviso, Dolo, Villafranca. Cioè, Schiavonia è uno dei Corona Center. A me spiace per questa signora, ma non è che questo è disorganizzazione o disattenzione da parte della regione. Forse non si è capito che abbiamo quasi 2000 persone malate di coronavirus. E quindi la signora può andare o su Piove di Sacco o su Padova o su Rovigo. Non so dove è residente la signora, però questi sono i suoi punti nascita di riferimento. E poi con della Verdi Cronox che riporta l'appello di una microbiologa dell'ospedale Sacco di Milano, Maria Rita Gismondo, che chiede di non comunicare più il numero delle persone positive al nuovo coronavirus perché dice che rischia di falsare i calcoli sulla dimensione e la letalità della pandemia. In Veneto i conti li sappiamo ancora fare, punto. Io avrei una sola domanda che vorrei mi può rispondere in una battuta. Vedendo i dati dei decessi, noi abbiamo cifre abnormi, quelli che arrivano dagli Stati Uniti, il rapporto pazienti infettati e decessi è infinitesimamente più piccolo. Allora io non so se questi paesi, non so se lei ha informazioni in proposito, comunicano soltanto i dati da morti per coronavirus, perché non è possibile che la Germania con 26.000 andati di qualche giorno abbia 300 morti con 26.000 infettati e noi, come dire, ne abbiamo 10 no. Ma guardate, partiamo da un presupposto, che il nostro modello di sanità è il migliore, cioè il paziente quando viene preso in carico viene preso in carico. Stati Uniti non esiste di fatto la sanità pubblica, cioè tu devi pagare, un tampone costa $3.400, in Louisiana stanno morendo persone perché si fanno l'autocura con gli antimalarici e muoiono da intossicazione da farmaco. A New York ci sono 70.000 persone, ho letto, che ogni 3 giorni diventano positive. Quindi guardate che la statistica non perdona. Dopodiché è ovvio che noi abbiamo una sanità pubblica efficiente, che funziona, che lavora con statistiche, è organizzata e quindi siamo in grado di dire tutto. Ma dire che ci siano paesi pieni di coronavirus che non fanno morti e altri che fanno morti mi viene da ridere, ma non, scusate, mi viene da piangere, così ci sta anche con l'argomento. Cioè è impensabile che ci siano paesi che abbiano tanto coronavirus e non sia mortale, perché la verità è che la polmonite interstiziale è la patologia purtroppo che porta alla morte, se non si guarisce, molti pazienti di coronavirus. Senta, questo dato sugli Stati Uniti è incontrovertibile. La Germania però dovrebbe avere delle statistiche più simili alla nostra. Quello che diceva il collega un attimo fa, se interpreto bene, è che probabilmente non c'è un modo comune, omogeneo tra i vari paesi. Ma qui dovrebbe esserci l'OMS che... ma tenendo conto che i tedeschi avevano in partenza 4 volte tanto le terapie intensive nostre di partenza, nel senso che hanno probabilmente un'altra politica sanitaria, hanno tenuto molto di più terapia intensiva e quindi lo sforzo che noi abbiamo fatto all'inizio loro non hanno dovuto farlo, forse c'è anche sta cosa qua. Guarda, io penso una cosa, che il dato tedesco sulle terapie intensive ci sta per l'Italia ma non per il Veneto, cioè le terapie intensive che ha il Veneto su abitante sono disposto di metterci anche una scommessa, sono assolutamente in linea con quella della media tedesca. Se poi guardiamo la media italiana mi fermo, ma che il Veneto fosse sguarnito, noi considerate che siamo partiti punto zero, 494 terapie intensive. Oggi i pazienti coronavirus in terapia intensiva sono 303, quindi 160 ce li ho normali, ma ho anche allestito terapie intensive. Per cui a me sono concesso che possa essere vero questo ragionamento che fai tu, è altrettanto vero che abbiamo ragione noi perché non le abbiamo neanche occupate, per cui non è neanche quello il fattore limitante a questo punto. Ma io penso che
Sai, in Germania è un paese che se tu devi fare la carta d'identità, lo dico ai tanti italiani che amano sempre dire quanto è bello il mondo, che fra l'altro chiedono tutti di tornare a casa. Ma non lo fate più gli articoli sulle fughe dei cervelli, no? Adesso devo fare il rientro dei cervelli. Stanno tutti facendo in modo di tornare a casa. E vi ricordate quando vi dicevo io? Sì, dovete dare l'informazione, ma spiegate bene in che paesi vanno i nostri ragazzi. Spiegate bene che se vanno negli Stati Uniti, se si rompono una gamba, costa 4.000 euro solo chiamare l'ambulanza. Spiegate bene che si paga tutto. Spiegate bene che il venerdì sera ti pagano lo stipendio e ti comunicano se il lunedì devi andare a lavorare o se sei licenziato. Spiegate bene che prima del godimento delle ferie molti lavoratori che lavorano a 8 euro all'ora vengono licenziati, così non si fanno neanche le ferie. Questo è quello che accade in giro per il mondo. Allora dicevo, alla luce di tutto questo stavo dicendo, mi sono perso col filo, stavo dicendo che molti rientrano. Noi è anche vero che curiamo fino in fondo i cittadini, cioè li curiamo con modalità che sono chiare, leggibili, e sono convinto che le performance vengono fuori da questo. Io avrei dei quotidiani che fremono. Cominciamo, poi facciamo l'ultimo giro dopo. Alda Vanzan, Gazzettino. In che senso lei dice il fine settimana sarà determinante? Potrebbe essere raggiunto il picco del contagio? No, il picco del contagio no. E ringrazio e saluto Alda Vanzan che speriamo di vedere quanto prima assieme a tutti gli altri che non vengono alle conferenze stampa, che non per colpa loro ovviamente. Lo dico perché un altro weekend di restrizioni secondo me ci paga sul modello che stiamo seguendo e quindi è cruciale che io guardate, ve lo dico sinceramente, spero piova, non si dovrebbe dire così, ma se piove, fa freddo, siamo almeno un po' più motivati a non star fuori. Poi l'assessore Lanzarin vi darà delle notizie per alcune deroghe, perché abbiamo messo anche delle deroghe, per cui no. Penso però che la prossima settimana, per rispondere ad Alda, sia assolutamente una settimana importante per i numeri, perché ci avviciniamo a metà aprile poi. Nicolussi Moro, lei ha idea quanto potenziali pazienti potrebbero essere curati a casa con l'antimalarico e se la Vigan si sperimenta a Padova? Sì, la Vigan si sperimenta a Padova. La cura dei pazienti oggi non la so dire, comunque nel sintomatico vedremo il protocollo che uscirà dal comitato tecnico scientifico che è in corso adesso. Dal protocollo sapremo, anche perché dovremo destinare degli infermieri, quantomeno degli operatori, per fare queste cure. Ma sapete, noi dobbiamo puntare al fatto di lasciare a casa i pazienti, non perché non li vogliamo curare, perché in ospedale, insomma, l'ospedale non è il posto più sano che ci sia per il virus, perché curando persone con il virus è inevitabile che in ospedale ci sia più virus che a casa. Domenico Vasso, i medici di base continuano a lamentare la scarsità dei presidi di protezione. Com'è la situazione? Sarebbe da capire anche chi continua a dirlo. Allora guardate, perché non si trasforma in polemica sta roba? Partiamo da un presupposto, che se ci fosse qualcuno che ha le mascherine, i medici di base avrebbero tutte le mascherine. Se ci fosse un negozio che le vende, i medici di base ce le avrebbero. Se continuano a chiederle a noi e a lamentarsi, vuol dire che è assodato che non ci sono mascherine in giro. Adesso sono arrivate, stanno arrivando, e i medici di base sono i nostri pensieri e tentiamo di rifornire anche loro, come le case di riposo o quant'altro. Voglio anche dire che ci sostituiamo a un mondo che è un'area grigia, no? Cioè, perché alla fine la mascherina è uno strumento di lavoro per tutti e anche per i medici di base. E i Gasparini? Per dire, noi non abbiamo dentisti che ci vengono a chiedere mascherine, non ne ho avuto uno che mi ha telefonato. Vedete tu dei Gasparini dice, se possibile, cita l'inviata della RAI in Cina, e laddove in Cina sono quasi sicuri che in autunno, verso ottobre, il coronavirus si potrebbe riacutizzare e continuerà a circolare se non si troverà un vaccino. Ma questo c'è un dato scientifico assodato ormai, no? Quando abbiamo avuto la spagnola, la famosa influenza di qualche anno fa, poi è quell'influenza ricorrente che poi ci torna tutti gli anni, ma alla fine diremo mi sono preso il corona, lo diremo però col sorriso in bocca, non come adesso che siamo senza anticorpi, questa è la verità.
Lucio Sergaro dice come vengono conteggiati, e questo l'aveva chiesto anche la Nicolussi Moro, ma magari dopo rispondere l'assessore Nazzarini, come vengono conteggiati i decessi nelle case di riposo e se il bollettino riporta solo quelli dell'ospedale. Gli posso rispondere io, il bollettino mette dentro tutti i decessi indistinti. Poi abbiamo il collega Dalmas, Asca News. Dopo il gruppo Rana, anche il gruppo Ali aumenta la paga ai lavoratori. Sono esempi da emulare da parte di chi tiene aperte le attività, secondo lei? Secondo me sì, anche perché sono gli unici operatori oggi chiamati a fornire diciamo, un servizio, come i giornalisti che sono qui, come gli operatori, e quindi l'aumento di paga e il riconoscimento di questo servizio a chi è nei supermercati direi che è assolutamente positivo. Il collega Buoso dell'Ansa dice una domanda a margine, gliela faccio ma poi gliela forniremo successivamente i dati. Le richieste di forniture fatte dal Veneto alla Consip, quale tipo e quantità e cosa abbiamo ricevuto finora? Devo dire che li abbiamo, li daremo più tardi. Io finora mi fermo qua. Grazie, buongiorno. Vi lascio l'assessore Nazzarini che vi parla delle deroghe per le uscite di casa oltre i 200 metri. Grazie. Grazie Presidente. Buongiorno, buon lavoro. Grazie. Buongiorno e auguri. Grazie. Allora, come aveva anticipato il Presidente, abbiamo fatto una circolare esplicativa, quindi non si tratta di una ordinanza ma di una circolare a firma del Dipartimento, quindi della dottoressa Russo della Prevenzione, che va a diciamo così, indicare bene le uscite o gli spostamenti delle persone con grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e patologie psichiatriche ad elevata necessità di supporto. Quindi questa categoria, non solo lo spettro dell'autismo, ma anche la disabilità grave, quindi patologie legate appunto a crisi comportamentali, perché avevamo avuto la segnalazione anche da alcuni neuropsichiatri infantili che il rimanere troppo in casa per questi soggetti creava delle crisi comportamentali che poi implicavano anche i ricoveri ospedalieri, quindi da evitare in questo periodo. Quindi mandiamo a parte oggi una nota quindi a tutti i sindaci, ai prefetti e a tutti i direttori delle aziende sanitarie, che va quindi in deroga rispetto appunto ai 200 metri che citava il Presidente, e chiaramente permettendo a queste persone con l'autocertificazione e il certificato che può poi redigere ogni medico insomma, di riferimento, di uscire con un accompagnatore con i dispositivi quindi previsti, quindi la mascherina e quant'altro. Quindi andiamo a dare diciamo così delle indicazioni ben precise soprattutto a dei soggetti, insomma delle categorie che effettivamente abbiamo visto, sentendo appunto come dicevo anche alcuni neuropsichiatri, si stavano verificando delle crisi comportamentali con il ricorso ai ricoveri ospedalieri non opportuni in questo momento. L'altro giorno avevo chiesto anche se era prevista una deroga, perché c'erano arrivate delle richieste su terapie, diciamo così, fisioterapiche a casa di persone particolari. Non abbiamo ritenuto fare una deroga per questo, perché per motivi di lavoro, quindi il fisioterapista che si deve spostare e andare per motivi di lavoro a fare la fisioterapia a domicilio, secondo noi rientra tra quanto è già previsto, quindi non ci dovrebbero essere problemi, insomma, sentendo anche un po', anche confrontandoci con le altre regioni. Va bene, grazie. Assessore, è possibile avere da qui ai prossimi giorni un report per quanto attiene i dispositivi nelle strutture ospedaliere venete? Sì, allora stamattina nella videoconferenza che abbiamo fatto e che facciamo ogni mattina con tutti i direttori generali abbiamo detto che vogliamo avere il fabbisogno giornaliero delle aziende, delle strutture sanitarie, quindi quanto necessario per i propri operatori all'interno dei nostri ospedali, per le case di riposo totali, case di riposo e anche comunità o RSA per disabili, quindi la non autosufficienza al 100%, quindi disabili e anziani, per i medici di medicina generale e per anche la continuità assistenziale, quindi per capire effettivamente insomma, il fabbisogno giornaliero di mascherine chirurgiche
FP2 se riusciamo, ne sono arrivate molto di più rispetto all'inizio, diciamo, e quindi riusciamo forse a fornirle anche in maniera continuativa, e mentre le FP3, voi sapete, insomma, quelle sono principalmente riservate alle terapie intensive e alle parti malattie infettive. Sempre per quanto riguarda le case di riposo e la carenza di personale, lei l'altro ieri lanciava un appello di fatto tra gli operatori adesso a casa perché lavorano nei centri diurni. La risposta c'è stata? Come è stata? Ci stiamo lavorando appunto per capire come far incontrare questa esigenza e quindi per richiamare anche quelli che oggi sono a casa, essendo chiuso tutto il semiresidenziale. Con la cooperazione sociale abbiamo anche chiesto la disponibilità, ci sono state anche delle disponibilità, però so che poi non sono andate in porto in alcune situazioni, però insomma su questo stiamo lavorando proprio per cercare di andare incontro a quelle strutture che oggi lamentano una carenza di personale. So che uno dei problemi, anzi l'avete evidenziato più volte, era l'arrivo dei respiratori. So che oggi ne è arrivato un carico, volevo capire a che punto siamo per completare l'allestimento di tutte le terapie intensive, degli 800 passaposti. Ne è arrivato un carico oggi, mi sembra che il 2 di aprile la protezione civile, insomma Consip, ci ha confermato un altro carico importante. Con l'arrivo di quello insomma saremmo quasi a conclusione rispetto agli 825 posti che erano nel nostro programma, insomma, che avevamo presentato. Vi dico solo un dato che prima era stato chiesto, no? Rispetto alla Germania, se vi può essere utile. Sì. Allora, voi sapete che la nostra programmazione ospedaliera dipende da quella che è la programmazione nazionale, il famoso DM70, che è stato citato molte volte del 2015. Il DM70 pone 3 posti letto ogni 1000 abitanti, ok? Quindi la nostra dotazione di posti letto è basata su questi criteri. La Germania o la Francia hanno 6 posti letto, 7 posti letto ogni 1000 abitanti, quindi è chiaro che c'è una programmazione, ma che è basata appunto su una programmazione nazionale. Infatti io credo, insomma, che a emergenza chiusa, ne avevamo già parlato in tema di patto per la salute, il DM70 sicuramente va ripreso in mano oggi più che mai, visto cosa sta succedendo, insomma. Sì, no, per riprendere quello che ha detto il collega Zennaro, cioè senza alcun intento polemico, solo per capire, lei ha perfettamente ragione, perché noi in Italia abbiamo 5.000 e rotti posti di rianimazione. Cioè noi abbiamo un parametro, è 3 posti letto per 1000 abitanti per i posti di acuti, quindi anche le terapie intensive. Il Veneto è messo bene, e l'ha detto il Presidente rispetto se voi fate, insomma, perché noi abbiamo sempre investito nelle terapie intensive, però è chiaro che se facciamo un paragone con altri paesi europei, è un parametro molto inferiore rispetto a quanto invece vige in altri paesi europei, però che è dettato da leggi nazionali. Sì, no, proprio perché la Germania conta su 28.000 posti di rianimazione come base, e il rapporto è decisamente non 1 a 3 ma 1 a 4, 1 a 5. Ma questo dipende, ripeto, dalla programmazione nazionale, quindi DM70, decreto nazionale, che implicava 3 posti letto ogni 1000 abitanti. Però il dato completamente abnorme sui decessi, secondo me, non può essere 10 volte inferiore rispetto all'8, cioè o comunicano soltanto i morti e non con un'altra patologia legata al coronavirus, perché francamente a leggere le statistiche su base internazionale, quelle che pubblichiamo noi, c'è da chiedersi come mai, ecco. Poi non è che io abbia la risposta. Su questo interverrà l'OMS, insomma, credo farà chiarezza, no? Grazie. Il fatto stesso che noi indichiamo complessivamente i decessi è che l'ISS ha detto di mettere tutti i decessi in statistica, poi decideranno loro chi è con e chi è per coronavirus. No, ecco, per carità, non per essere un dietologo, ma credo che se in Germania c'è la sensazione diffusa tra la popolazione e tra la classe dirigente che questa malattia non è letale, perché fa 200 morti su 25.000 contagiati, è chiaro che quando gli chiedi la solidarietà di tipo economica si girano dall'altra parte. Se invece hanno anche loro 10.000 morti, cioè probabilmente l'allarme diventa molto più percettibile, e forse quelle antiche certezze plutoniche cominciano a attivare anche l'interesse nostro. Era solo questo il mio impegno. Arrivederci. Così la conferenza stampa del governatore Zaia
delle 12.30 con le ultime indicazioni anche dell'assessore regionale alla sanità, alla salute, Manuela Lanzarin. Avete sentito insomma una serie di indicazioni importanti, peraltro una che è legata anche a quello che dice l'Istituto Superiore di Sanità in queste ore, cioè che a livello italiano il picco dell'epidemia di coronavirus si sta avvicinando, dice l'Istituto Superiore di Sanità, ma non ci siamo ancora. Lo ha detto oggi a Roma il presidente Silvio Brusaferro nella conferenza stampa organizzata dall'Istituto Superiore di Sanità. Dal 20 marzo, dice Brusaferro, si nota un'apparente riduzione della curva contagi, ma non siamo in una fase calante, ma di rallentamento della crescita. Questo a livello nazionale, ed è una cosa speculare in Veneto, dove ha detto Zaia sarà la prossima settimana impegnativa, sicuramente impegnativa perché ci preoccupa e molto Verona, come ormai è stato ribadito da tempo, visti anche i dati. Ha detto anche fondamentale, crediamo, sarà anche il prossimo weekend, forse per una svolta, perché sarà il secondo weekend con le restrizioni, l'ordinanza resta valida, quindi anche questa domenica la chiusura dei negozi di alimentari, e ha detto c'è un rallentamento del contagio, ma non è certamente conclusa, e quindi è questo il momento cruciale in cui bisogna seguire ancora di più le regole e le restrizioni, perché è il momento in cui ci si avvicina al picco. Peraltro anche l'operazione tamponi messa in atto e preparata dal professor Crisanti dice che assisteremo a un maggior numero di positivi, proprio perché aumenteranno i tamponi, e in teoria a un maggior numero di positivi individuati dovrebbe esserci anche un minor numero di pazienti in terapia intensiva. Questo è il progetto. A proposito dei tamponi, 83.025 quelli realizzati finora, un numero enorme, diciamo, ed è appunto il caso dei tamponi in Veneto, è un caso ormai internazionale. Di questi 27.436 al personale sanitario. Ha anche rimarcato un elemento importante, cioè che mancano gli strumenti per fare i tamponi, stiamo aspettando, manca tutto, ed è una situazione grave proprio per chi sta cercando di mettere in atto l'operazione dei tamponi a tappeto. Dovrebbe arrivare la prossima settimana un macchinario dall'Olanda che potrebbe aiutare su questo. Arriveranno anche nei prossimi giorni 100.000 test rapidi, quei famosi test diciamo che si possono fare molto più velocemente, ma che hanno un'altra valenza ovviamente, perché non identificano gli asintomatici. Come sappiamo l'obiettivo è quello del piano, diciamo, Veneto, è quello di trovare gli asintomatici, cioè coloro che possono aumentare il contagio senza accorgersene, quindi non solamente coloro che hanno i sintomi. È tornato quindi a parlare delle restrizioni, ha ribadito un concetto sul quale c'è stato anche dibattito e anche critiche, cioè quello di arrivare a una sospensione della privacy per arrivare a individuare, a tracciare, diciamo, i movimenti con i telefoni. Ha ribadito, nonostante appunto anche ci sia stata qualche critica su questo, dicendo non intendo dire che dobbiamo sentire quello che le persone si dicono, ma dobbiamo cercare di come dire, individuare se le persone si sono spostate o meno e come si sono spostate. In questo senso ha fatto anche un appello al governo sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che può essere fondamentale su questo. Altro elemento importante è quello della sperimentazione, oltre all'Avigan, il farmaco giapponese, di cui si è parlato e per il quale c'è stato il via libera alla sperimentazione a partire da Padova, ma anche, facevamo cenno questa mattina, il via libera alla sperimentazione degli antimalarici, alla somministrazione degli antimalarici. Questo è un via libera a livello nazionale, e quindi nei modi e nei tempi che deciderà il comitato tecnico-scientifico della regione si arriverà alla somministrazione
nelle case di riposo e a domicilio dei farmaci antimalarici. C'è stato il via libera dell'AIFA, questo è un altro elemento importante. Tra gli appelli che ha fatto Zaia, oltre a quello ribadito 100.000 volte, ma che è bene ribadire, di stare a casa, soprattutto in questo weekend, perché ci si avvicina al picco, anche un appello a coloro che in questi giorni, in queste settimane hanno spedizioni dei corrieri. È arrivata ovviamente la segnalazione di tanti corrieri che hanno chiamato la Regione per dire ci stanno chiamando anche per veramente cose di poco conto, spesso pacchettini con i portacellulari, le copertine dei cellulari. Ha sostanzialmente fatto un appello alle persone: lasciate perdere almeno per il momento questo tipo di spedizioni, se potete tenetele ferme, perché ci sono persone appunto come i corrieri, una categoria che rischia ovviamente la vita, che rischia il contagio, ma è un pericolo anche per coloro che si portano in casa gli stessi corrieri. Quindi se non sono spedizioni ovviamente di emergenza e urgenti e necessari, perché non sospendere per un momento la spedizione, o comunque fare in modo di poterla dilazionare più avanti. Ed è tornata a parlare anche di scuola. L'abbiamo sentito questa mattina, lo ricorderete, in diretta Skype, il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Treviso Belluno, Gianni Maddalon, che faceva riferimento alle parole del ministro dell'istruzione Lucia Azzolina di ieri. Sul tavolo c'è inevitabilmente ormai l'ipotesi anche del non ritorno in aula, quindi di chiudere, diciamo, l'anno scolastico con queste lezioni a distanza, e lo ha ribadito anche Zaia a domanda, pur non avendo la possibilità di decidere su questo, perché è il Ministero dell'istruzione. Il parere del governatore è appunto che difficilmente si potrà ritornare a scuola nelle prossime settimane, anche perché c'è il rischio appunto di non bloccare il contagio. Quindi questo è un altro elemento. Tante le cose che abbiamo detto e che sono state dette. Allora, torniamo per un attimo a vedere quel servizio che stavamo vedendo prima, anzi no, quello sugli scaffali, che si è interrotto perché c'era la diretta, ma è importante ribadirlo. Però prima, visto che abbiamo parlato di case di riposo con l'assessore Lanzarin, sentiamo proprio l'aggiornamento da Merlara, la situazione più grave in Veneto sul fronte delle case di riposo, l'aggiornamento di questa mattina, sempre drammatico. Non bene, perché è venuto mancare un altro che era ricoverato all'ospedale, purtroppo, e siamo arrivati a 17, non uno. Un bollettino di guerra, triste, quello che ogni giorno racconta Claudia Corradin, sindaco di Merlara. Gli ospiti nella casa di riposo sono 51 adesso, 4 sono in ospedale, 17 sono morti. Nel centro del paese questo istituto è sempre stato un piccolo fiore all'occhiello. Adesso si piangono le vite di persone che hanno costruito giorno dopo giorno questo territorio. La speranza è affidata all'esercito. Si attende l'arrivo di personale sanitario garantito dal prefetto, che non ha ancora saputo dare tempi certi. Aiuto importante, che noi riteniamo molto importante, non solo per dare il cambio agli operatori che ormai sono stremati, sempre gli stessi dal 7 di questo mese in servizio continuo a garantire i turni, ma soprattutto perché più persone potrebbero aiutare ad alleviare un po' le sofferenze di questi anziani, accudendoli con un po' più di amore. Pochi gli operatori in servizio che corrono per le necessità di 51 anziani che hanno deciso di non mangiare più. Un dramma per la comunità che sente mancare nonni, fratelli, sorelle, padri, madri, amici. E alle difficoltà si aggiungono anche quelle economiche. 17 persone sono morte, un quarto di quelle presenti in struttura prima dell'emergenza. Ma prima di tutto vengono loro, gli anziani rimasti. Per questo da Merlara parte un appello perché i tamponi sugli operatori che potrebbero rientrare in servizio dopo l'isolamento siano fatti al più presto. Adesso bisogna ritornare a fare il tampone a chi è a casa da 15 giorni e se è negativo potrebbe riprendere il servizio. Purtroppo i tempi dei tamponi sono stati contingentati, i numeri e i tempi sono divisi tra gli ospiti per individuare chi è ritornato negativo e quindi separarlo
da chi è ancora positivo e il personale che è ancora a casa e che ha bisogno di ritornare in servizio. Così il sindaco di Merlara, davvero una situazione drammatica, avete sentito 17 i decessi nella casa di riposo. Allora vedo sempre all'interno del tavolo dell'unità di crisi, della sala dell'unità di crisi, Anna Maria Parisi. Ho già fatto un po' una prima riassunto delle cose che ha detto il governatore Zaia, che ha annunciato anche questa importante somministrazione del farmaco antimalarico a domicilio, così? Sì, esatto, ha dato questa indicazione con questo nuovo dato e adesso infatti si dovrà attendere che arrivi questa comunicazione, cioè degli interessati, ai sindaci, quindi ai primi cittadini, ai prefetti e agli stessi direttori sanitari della ULSS di competenza, visto che secondo questa nuova circolare saranno loro i deputati a canalizzare, diciamo così, le richieste in tal senso. Altra nuova questione, o meglio un'altra questione che non è tanto nuova se non per il dato che riguarda i droni, quella dei contagiati. Questa è l'espressione usata proprio prima dal governatore, per i quali si deve avere la certezza restino a casa, quindi dobbiamo rintracciarle, ha detto il governatore Zaia, anche con i droni, perché i droni sono in grado di leggere la temperatura di chi gira anche per strada, grazie a cosa? A un termoscanner, un termometro, insomma, visto che questa è una tecnologia che è stata messa in azione e utilizzata da Israele che ci fornirebbe quindi questa tecnologia laddove il governo sbloccherebbe con una sua autorizzazione la questione appunto della privacy per quanto attiene ai dati sensibili. E quindi un appello di cui si è fatto portavoce il governatore Zaia, quello dei corrieri che portano costantemente, giornalmente, più volte al giorno anche a casa gli ordinativi che arrivano della gente tramite i social, senza citare naturalmente quali sono queste applicazioni, tanta la gente che ordina via internet dispositivi di custodia per i telefoni e quindi insomma il timore anche per i corrieri. E poi ancora ha ribadito di come siano stati allestiti anche posti letto negli ospedali che sono in disuso da anni, 740, con il comparto dei posti letto nelle terapie intensive che è aumentato da fine febbraio ad oggi, comprati infatti 400 letti, ha detto, per le terapie intensive. Quindi i dati, una situazione ancora preoccupante, ha detto il governatore, restano vigenti le disposizioni, quindi le ordinanze della Regione fino a qui adottate, con il regime di isolamento che sta dando risultati certi, di cui appunto relaziona ogni giorno qui dall'unità di crisi di Marghera. Stiamo accelerando, però è vero che siamo di 3 giorni in ritardo rispetto al modello matematico, vuol dire che l'emergenza resta e resta con il nemico di sempre dietro l'angolo, il virus. Quindi il suo rinnovato appello, cari cittadini e cittadine del Veneto, ha detto: vi prego di cuore di restare a casa, perché la situazione è ancora preoccupante, visto i 7.497 positivi, di cui 1.874, quasi 2.000 la soglia sforata delle persone ricoverate per Covid-19, di cui 338 in terapia intensiva, numero che cresce sempre di più, specie nel Veronese, ha detto, visto che è la città attigua alla vicina Brescia, alla Lombardia,
e quindi la preoccupazione è sempre tanta. La buona notizia di oggi riguarda la vita che continua con i nuovi nati, i 84 nuovi nati che vanno a sommarsi ai 91 di ieri. Quindi queste in sintesi i dati che sono stati forniti, con anche la novità che arriva dall'assessore di reparto Lanzarin, Manuela Lanzarin, l'assessore alla sanità, che ha detto come con circolare regionale adesso ci saranno delle nuove deroghe per quanto attiene alle persone con gravi disabilità e persone con gravi disabilità che comportano delle crisi comportamentali, per cui rimanere a casa fa sì che addirittura queste persone, soprattutto bambini e ragazzi, abbiano delle gravi crisi comportamentali, la cui conseguenza è il ricovero diretto in ospedale. Quindi con questa circolare, che riguarderà anche per la deroga le persone autistiche, si provvederà dunque a venire loro maggiormente incontro. Benissimo, grazie allora, grazie Anna Maria Parisi, grazie, ci hai ricordato anche il dato, diciamo, in studio qui. La bella notizia degli 84 nati, insomma, ce l'avevamo dimenticati, insomma, c'è anche la vita che nasce, ovviamente, non solo il drammatico bollettino ogni giorno. Allora, torniamo a vedere il servizio che si era interrotto perché iniziava la conferenza stampa di Zaia, ma è importante perché tantissime segnalazioni in questi giorni sono arrivate sia via mail che con le telefonate sugli scaffali e quei prodotti che non vengono venduti. Allora sentite i consumatori che sono sul piede di guerra per questo. Prodotti sugli scaffali che però non si possono acquistare. Sono numerose le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione, alcune corredate da foto come questa, chiaramente riferite alla cancelleria. Una limitazione in questo caso anche alla didattica che, seppur tra mille difficoltà, molte famiglie stanno comunque portando avanti a distanza. Ma si parla anche di giardinaggio, batterie stilo, fino ad arrivare in alcuni casi a prodotti per l'igiene personale per la casa. Tutto esposto ma non in vendita perché il decreto governativo indicherebbe distribuibili solo prodotti alimentari. Eppure questi prodotti servono, come per certi versi più degli altri, per un provvedimento che le organizzazioni dei consumatori puntano a far cambiare rapidamente, iniziando dalla grande distribuzione. Risulta anche a noi la settimana scorsa, esattamente sabato, alcuni supermercati non davano accesso ai prodotti di igiene. Anche perché in realtà non c'è una legge che blocca la distribuzione. Non c'è, perché tutti i negozi che hanno la possibilità di restare aperti hanno la facoltà di vendere i loro prodotti. Nel frattempo, anche per raccogliere esempi pratici, le associazioni chiedono ai cittadini collaborazione. Ci telefonino perché è chiaro che noi possiamo intervenire abbastanza rapidamente, è difficile magari trovarci, ma se hanno un po' di pazienza riescono a contattarci e facciamo gli interventi. Diversa invece l'indicazione per aumenti non giustificati dei prezzi. Anche in questo caso, sia dai nostri telespettatori che dagli associati, arrivano diverse segnalazioni. Più che aumenti dei prezzi di prima necessità abbiamo osservato degli scostamenti. Faccio un esempio molto semplice che è quello che poi abbiamo seguito. Se 3 giorni fa le arance costavano 1,30 al chilo, ieri erano a 2 euro, oggi sono a 1,50. Faccio fatica a capire questa modifica. Qui più che alle associazioni la segnalazione va fatta direttamente alle forze dell'ordine. La cosa da fare è telefonare alla Guardia di Finanza, hanno una disponibilità eccezionale, quindi utilizziamoli. Così allora Rigobon, questo per quanto riguarda i consumatori. Martedì 31 alle 12, bandiera a mezz'asta e 1 minuto di silenzio osservato dai sindaci d'Italia con la fascia tricolore davanti al proprio comune. Ci uniamo al presidente della provincia di Bergamo in segno di lutto per le tante vittime dell'epidemia. Lo scrive su Twitter il presidente di ANCI nazionale Antonio De Care, quindi è una iniziativa che verrà proposta insomma in tutta Italia con le bandiere a mezz'asta il 31 di marzo.
il 31 di marzo, così ha scritto De Caro. Soltanto di qualche giorno fa le parole di Zaia proprio in diretta Skype con noi, parlava anche della possibilità di trovare una data, diciamo, per un ricordo, una giornata di lutto per le vittime del coronavirus. A proposito di ANCI, a proposito di sindaci in trincea non solo come amministratori ma anche come medici, ad esempio il rientro al lavoro a tempo pieno per il sindaco infermiere Mauro Migliorini, il primo cittadino di Asolo. Andrò a lavorare all'interno di una rianimazione dedicata ai pazienti Covid, che vuol dire ai pazienti con il coronavirus. Per questo devo limitare quanto più possibile i miei contatti e la mia socialità. Ma esistono tanti altri canali per comunicare, tra cui uno è questo, i diversi social, i WhatsApp, i messaggi, le telefonate. Per cui io ci sarò. Sicuramente non potrò essere né presente fisicamente, né potrò essere pronto nelle risposte, ma il sindaco di Asolo continuerà ad esserci. Sveste la fascia, indossa il camice bianco perché si sa chi lavora in corsia ha sposato non soltanto la professione ma anche una missione. Dai Colli Asolani, seduto alla scrivania, Mauro Migliorini, infermiere di professione, manda un messaggio a tutti i suoi concittadini per annunciare di essere stato richiamato dall'emergenza sanitaria a prestare il proprio servizio a tempo pieno, una chiamata a cui si è fatto trovare pronto. Sono convinto che ognuno di noi deve fare quanto può e quanto gli è possibile per vincere tutti assieme questa battaglia. Ho detto anche di sì dopo avermi confrontato con la mia famiglia, dopo un confronto con il vice sindaco, la giunta, il gruppo consigliare di maggioranza e dopo avermi confrontato anche con i diversi capi ufficio del nostro comune. Sarà un sindaco meno presente ma non meno vicino alla sua comunità, che in questo videomessaggio pubblicato su Facebook ha salutato e invitato a tenere duro, con un incoraggiamento particolare ai concittadini malati ricoverati negli ospedali. Sarà la giunta a proseguire l'attività amministrativa, spiega, in accordo con il Consiglio Comunale, dal quale il sindaco ha annunciato di aver avuto pieno spirito di collaborazione. Molte delle decisioni che sono state assunte sono state condivise con tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, perché di fronte a questa tipologia di emergenze non ci deve esistere nessun tipo né di destra né di sinistra né di centro, tutti devono lavorare assieme lasciando stare le polemiche. Un'emergenza che abbatte le differenze tra destra e sinistra, tra ricchi e poveri, che ci rende più vicini nonostante l'obbligo di lontananza. Buon lavoro sindaco, allora, un camice in più in corsia per tutti noi è una grande rassicurazione. Al sindaco di Asola, al sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, medico di base, lui da quando è iniziata l'emergenza si divide proprio tra l'amministrazione e lo studio. Vediamo. Essendo il medico e il sindaco sono subissato di telefonate, perché metto non solo telefonate, messaggi, WhatsApp, mail, cerco di rispondere perché il tempo non è tanto, spesso 3 telefoni quando sono in studio che suonano, quando sono per strada 2, cerco comunque di non dimenticare nessuno perché sono i miei concittadini da sindaco, sono i miei pazienti ma soprattutto sono i miei compaesani. Le ansie dei pazienti, le preoccupazioni dei concittadini sono settimane di duro lavoro per Riccardo Szumski, uno dei sindaci più battaglieri della Marca, battaglia portata avanti sia dal municipio che dal suo studio medico, dove il monitoraggio sui pazienti cittadini è continuo. Probabilmente in questo periodo le febbri sono tutte da coronavirus o i piccoli, però invito la gente a non pensare che a qualche piccolo malessere sia subito la fine del mondo. Si valuta, si controlla, ne veniamo fuori. L'atteggiamento è fiducioso anche perché alcune terapie farmacologiche sembrano funzionare. Con una ricetta che insomma è mia per modo di dire, è stata provata in Francia e anche in Cina utilizzando un vecchio farmaco antimalarico, un antibiotico e un cortisonico. E oggi poi posso dire che il mio primo paziente che ha finito il ciclo di 6 giorni e sta un benon de Dio, quindi penso che possa funzionare. Poi bisognerebbe testarlo su più numeri, però insomma nel momento in cui non abbiamo niente credo di utilizzare le esperienze altrui e anche il ragionamento che ci ho fatto sopra, perché non è che si copia e basta, insomma, si utilizza la testa nel trattare i pazienti con i vari farmaci. Resta il fronte economico-sociale, anch'esso malato grave. Qui Szumski sembra meno fiducioso, soprattutto guardando a Roma. La situazione è ugualmente pesantissima. Chi viveva con la cassa giornaliera, cioè aveva bisogno di quello per far girare, in questo momento deve attingere ad eventuali risparmi ed è esposto perché bisogna pur continuare a mangiare, a vivere, a pagare le bollette
E qui siamo di fronte allo zero assoluto. Al posto di andrà tutto bene, però il sindaco medico preferisce un altro motto: più a chilometro zero. Non è una cosa semplice, ma ce la faremo perché duri ai banchi, come dicevano i veneziani. Andiamo avanti. A proposito di Venezia, è iniziata da qualche tempo la consegna della spesa a domicilio anche nei sestieri di Venezia. Vediamo queste immagini da parte di alcuni negozi, evidentemente proprio per cercare di evitare quell'assembramento nei negozi di alimentare. Ora si è iniziata da più parti anche a Venezia. I nostri clienti vengono, sono bravi perché vengono a fare le spese cercando di strutturarle in modo da non venire costantemente ogni giorno a prendere la piccola cosa, ma facendo una spesa che sia sufficiente per la settimana, insomma per un tot di periodo, che questo noi lo riteniamo molto importante. Per quanto riguarda la nostra attività, appunto, io vedo che si sta muovendo questa cosa, insomma, di organizzarsi, di non uscire spesso, anche così l'occhiata che noi diamo al mercato, vedo proprio le persone si sono organizzate. Molto bravi perché viene una persona, si aspetta il turno, si mantengono le distanze, quindi devo dire veramente noi siamo anche felici di questa cosa, che non ci siamo trovati nella situazione di dover istruire, tra virgolette, il cliente sul comportamento. Devo dire che come città io sento anche tanta positività, tante persone che vengono, hanno attività che sono chiuse in questo momento, le vediamo con voglia di farsi il momento, di ripartire, di fare, sento anche tante idee nuove su cosa fare nel dopo, quindi insomma da questo punto di vista speriamo bene, ecco, speriamo che ci sia effettivamente una positività. Abbiamo avuto delle difficoltà organizzative, ma insomma l'abbiamo fatto e noi abbiamo inserito anche mascherine ben prima che fosse richiesto, proprio perché abbiamo ritenuto che potesse essere qualcosa per proteggere un po' noi e proteggere il cliente che abbiamo davanti. Facciamo la consegna a domicilio, ci siamo attrezzati, ci sono voluti dei tempi tecnici e siamo iscritti al servizio del comune Time, che appunto pubblicizza le attività che fanno questo servizio. Anzi, se qualcun altro che fa le consegne a domicilio vuole inserirsi in questa lista sarebbe cosa buona e giusta. E non pubblicizzeremo in altri modi perché comunque pensiamo che il servizio del comune sia già sufficiente, oltre alla nostra clientela che magari lo vedrà visivamente, e dedicheremo un numero per tutte le ordinazioni, una modalità di consegna per sestieri e quindi ecco, noi ci siamo attivati in questo senso. Così insomma come ci si sta attrezzando un po' dappertutto. La pubblicità e torniamo in diretta. Rieccoci in diretta. 7.497 i contagiati in Veneto, il dato di questa mattina. Abbiamo visto poco fa la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, ve la riproporremo poi in versione sintetica nella seconda parte dell'edizione straordinaria a partire dalle 17:30. Vi ricordate Matteo Biolzi, il giovane padovano, maître bloccato a Saint-Barth, l'isola delle Antille francesi, insieme a una 35 persone, molti di questi un gruppo anche di veneti, e con l'impossibilità di tornare a casa. Ebbene, abbiamo raccontato in questi giorni anche la sua disavventura, il fatto che grazie ai numerosi appelli sono riuscito a trovare una soluzione. Ebbene, è rientrato in Italia da poco e più tardi ci collegheremo con lui anche per farci raccontare come è andata questo viaggio di ritorno. Non sono così fortunati altri veneti che si trovano in altre parti del mondo, come ad esempio un giovane padovano che lavora negli Emirati Arabi. Ecco cosa ci ha raccontato, sentite. Il coronavirus è ormai una pandemia e tutto il mondo sta affrontando l'epidemia. In questa emergenza globale sono molti i veneti e i padovani che si sono ritrovati all'estero quando la situazione è precipitata. È capitato anche a Nicolas Mantero, padovano che lavora ad Abu Dhabi per una società che organizza eventi. Sono negli Emirati Arabi, mi occupo di eventi, la società per cui lavoro lavora in Arabia Saudita e negli Emirati, e in questo momento è tutto fermo perché gli eventi sono stati sospesi in entrambe le nazioni.
Abbiamo chiesto a Nicolas come abbiano appreso la notizia della diffusione del virus. Da Padova e dall'Italia ovviamente con preoccupazione, siamo costantemente incollati al cellulare e al computer seguendo i telegiornali, le notizie sul web e in contatto con la famiglia e amici, e siamo forse da italiani più coinvolti di altri expat perché le notizie ovviamente ci interessano di più e ci arrabbiamo anche noi quando vediamo che la gente prende i treni, che esce troppo spesso per fare la spesa e quant'altro, e ovviamente meno coinvolti dal fatto di non essere stati in quarantena fino ad oggi. Oggi ufficialmente lo siamo anche noi. Ora Nicolas e molti altri come lui non possono più rientrare in Italia. Non è più possibile sempre da oggi, i voli sono stati tutti sospesi e ci abbiamo pensato, ma obiettivamente anche tornando in Italia non potremo stare vicini ad amici e parenti, dovremo stare chiusi in casa, per cui non aveva tanto senso. Come si sta evolvendo la situazione qui? Devo dire che hanno chiuso molto prima, con 50 casi hanno cominciato a chiudere prima gli eventi e poi i locali notturni e altre cose. Adesso gradualmente hanno aumentato, da ieri praticamente non si può andare a correre, non si può fare sport all'aperto, non si può andare in giro se non per fare la spesa o in farmacia. Gli italiani, devo dire, hanno cominciato prima che fosse ufficiale, probabilmente appunto coinvolti dalle notizie, sono stati i primi a stare più a casa. Ogni paese affronta la quarantena in modo diverso. Ecco cosa sta succedendo negli Emirati Arabi. Sgredisce la quarantena, ci sono 5 anni di carcere e in generale qui forse la gente è abituata a seguire le regole, vediamo come si evolve. Oggi è ufficialmente il primo giorno. Nicolas, Lara Costantini è invece una veneziana che vive e lavora a Londra, una Londra che da oggi fa i conti anche con un premier risultato positivo al coronavirus, Boris Johnson, notizia di questa mattina, e che ci ha raccontato la sua odissea. Qualche settimana fa mi sono sentita male, ero in viaggio per il weekend a Parigi, mi sono sentita molto male, ho iniziato ad avere sintomi come febbre e tosse molto forte, quindi sono tornata a Londra prima e ho deciso di anticipare il mio ritorno e la mia febbre è salita, avevo 38,5 e insomma mi sono sentita male, molto male per una settimana. È stata una vera e propria odissea quella vissuta a Londra da Lara Costantini, veneziana da 3 anni nella capitale britannica, quasi 3 settimane in casa tra febbre alta fino a 40 e sintomi vari, e una vera grande preoccupazione quella di essere stata contagiata dal virus, inascoltate le sue richieste di essere sottoposta a tampone. Tutti i medici che mi hanno visitato, ho chiamato dei medici privati, mi hanno visitata a casa o a distanza perché nessun ospedale voleva vedermi e perché avevo dei sintomi che potevano essere ricollegati al virus, però nonostante questo nessuno ha voluto farmi un test perché non ero stata nei paesi a rischio. Tutta attorno alla metropoli che da pochi giorni ha cominciato a rendersi conto della gravità della situazione, dall'immunità di gregge del premier Johnson alla positività del principe Carlo. Fino a una settimana fa tutti comunque ci scherzavano su, continuavano ad andare al pub, continuavano ad andare a fare le proprie attività in palestra come se niente fosse, non curanti di ciò che succedeva negli altri paesi. E poi quando Boris Johnson ha messo in lockdown il paese, quindi qualche giorno fa, finalmente secondo me la gente ha iniziato un pochino a capire. Tanti veneti e gli italiani all'estero, a loro sono arrivate le rassicurazioni del governo, pronto a rimpatriarne 50.000 da qui al 5 aprile. Certo, molto dipenderà dalle restrizioni in corso di adozione nei vari paesi. La stima del numero dei connazionali che potrebbero effettivamente entrare in Italia ovviamente è suscettibile di variazione alla luce della differente natura e del progressivo inasprimento dei provvedimenti adottati dalle autorità dei paesi di provenienza al fine di contenere la diffusione del Covid-19. Queste le parole del ministro D'Incà, che peraltro appunto oggi ha partecipato, cercheremo più tardi di avere anche qualche notizia con lui, alla cabina di regia tra governo e opposizione sull'emergenza coronavirus. Ci stiamo per collegare, vediamo se ci risponde, con Gianangelo Boff, commissario della Lega provincia di Treviso, perché hanno stilato una specie di questionario con le aziende, le imprese della Marca e alcune richieste importanti da fare sul settore imprese, che è uno dei fronti aperti. Vediamo se ci risponde fra pochissimo.
Vi leggo invece sul fronte della cronaca e dei controlli, non solo i controlli sulle persone che non rispettano le regole purtroppo, ma anche chi ovviamente approfitta della situazione. Mentre cerco di ricollegarmi, vediamo se ci risponde, perché la Guardia di Finanza di Lendinara ha sequestrato una partita di mascherine prive dei requisiti essenziali di sicurezza, individuando un casolare all'interno del quale era stato allestito un laboratorio di produzione operante a pieno regime. L'azienda, in regola dal punto di vista fiscale, aveva riconvertito la propria produzione fabbricando mascherine senza curarsi però di rispettare le norme previste dalle nuove disposizioni sulla produzione. Non aveva cioè inviato la documentazione tecnica all'Istituto Superiore di Sanità o all'INAIL necessaria se le mascherine protettive fossero destinate all'uso sanitario o ad altri. Il produttore aveva messo in commercio le mascherine senza dichiararne la destinazione d'uso, non aveva avviato alcuna procedura autorizzativa né aveva fornito ai propri clienti indicazioni sul loro uso. I finanzieri hanno redatto verbale in vista della sanzione pecuniaria che va da 1.500 a 30.000 euro. Nel controllo delle Fiamme Gialle sono state sequestrate altre 198 mascherine in 2 rivenditori privi di etichettatura e istruzioni. Sono tante le aziende che stanno riconvertendo la loro produzione per le mascherine. Su questo c'è anche ci sono degli incentivi, cioè la Regione sta mettendo in campo delle risorse proprio per aiutare questa situazione, però è chiaro che deve essere seguito un percorso legale, un percorso ben definito, tra i quali c'è ovviamente quello di mandare una relazione tecnica e riceverne risposta dall'Istituto Superiore di Sanità. Non si possono produrre mascherine senza avere, l'avallo dell'Istituto Superiore di Sanità, e questo è purtroppo il caso di una produzione di mascherine che probabilmente sarebbero state anche controproducenti, quindi non solo inutili, e quindi questa è l'attività delle Fiamme Gialle di Lendinara. Non c'è solo il fronte ovviamente drammatico, c'è anche il fronte di chi cerca di sorridere in questi giorni e in queste settimane. Allora, vediamo ad esempio a Venezia un video che è stato postato dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sulla sua pagina Facebook, davvero che ci fa sorridere, ed è il signor Lucio, di 82 anni, a Venezia, che tra i vari momenti della giornata passa alcuni momenti della giornata del suo isolamento, dall'alto dei suoi 82 anni, ma con vigore, così in terrazza. Guardatelo. Piccolo simulatore di volo alla Veneta, autocostruito naturalmente. Lucio dà un saluto a tutti gli amici della Diadora e dice: ragazzi, teniamoci in forma, L'82enne ragazzo ci tiene in forma. Ciao a tutti e a presto. Adesso faccio una bogatina fino a Malamocco per prendere il solito cicchettino o il succo di frutta. Via! 10 de buone. Ciao. Invidiabile il signor Lucio di 82 anni. E come invidiabili sono anche i vostri sorrisi, i vostri colori, delle foto, i video e i messaggi di andrà tutto bene che ci continuano ad arrivare, continuate a mandarli e noi li facciamo come sempre vedere. Sono tantissimi, quindi pazientate, li facciamo vedere diverse volte al giorno, diversi frammenti. Sentite, allora, vedete, guardate questi messaggi arrivati nelle ultime ore.
Pubblicità, poi torniamo in diretta. Rieccoci in diretta Emergenza Coronavirus come sempre. Adesso allora, come vi dicevamo prima, l'avevo anticipato, siamo riusciti a pescarlo sulla rete. Gianangelo Boff, commissario della Lega provincia di Treviso, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Allora, grazie per il servizio che state svolgendo, anche per l'informazione alla cittadinanza, che è veramente molto prezioso per tutte le persone che sono a casa in questi giorni e vogliono avere delle informazioni chiare e dirette. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Che state facendo. Grazie. Allora, voi avete, come Lega di Treviso, avete fatto un'iniziativa particolare per le imprese. Ci racconta cosa avete fatto, cosa state facendo? Allora, noi in questi giorni, con tutte le limitazioni legate al fatto di non potersi muovere, di non potersi spostare, abbiamo cercato, ognuno per le nostre conoscenze, eccetera, di sentire commercialisti, artigiani, chi ha la bottega, le varie problematiche che stanno venendo dal territorio. E abbiamo notato un grande grido di dolore da parte delle tante piccole botteghe, partite IVA, artigiani, commercianti, professionisti. In questo momento sono in grossa difficoltà i nostri bar che magari prima vivevano sul fatto di avere comunque questo giro di cassa che adesso comunque è bloccato. Quello che noi abbiamo cercato di buttare giù è che ognuno inviasse una sua proposta, anche a volte delle proposte meno tecniche che arrivavano magari direttamente dagli interessati, proposte più tecniche perché arrivavano magari da commercialisti eccetera. E abbiamo tradotto in un documento e questo documento l'abbiamo girato ai nostri parlamentari che già stavano lavorando su tutti gli emendamenti che adesso verranno presentati anche in questa prima finanziaria, ma volevamo appunto dare il nostro contributo come Lega della provincia di Treviso per raccogliere le istanze dei nostri cittadini. Ora noi la cosa che vediamo venire fuori è comunque che ci sono tante piccole partite IVA che hanno veramente una necessità impellente, imminente di avere anche questi famosi 600 euro in maniera rapida, veloce, perché logicamente ci sono delle scadenze. La cosa che chiediamo soprattutto è che si approfitti anche di questo periodo storicamente eccezionale per il nostro Paese in termini di catastrofe, che consenta anche allo Stato di fare quelle modifiche a tutta quella burocrazia, cioè approfittiamo anche di questa occasione per sburocratizzare, per dare fiato e possibilità alle nostre imprese di poter poi ripartire in tempi veloci e senza tutta quella burocrazia che da anni ci trasciniamo come Paese. Una cosa che ho notato nei primi provvedimenti del governo e sulla quale si è pronunciato anche l'assessore Marcato, ho visto una grande sperequazione, fra virgolette, per quello che riguarda la ripartizione delle risorse. Io faccio un appello al Presidente della Repubblica, che è garante della Repubblica, nel dire attenzione, ci sono regioni che per anni come il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna hanno trainato il nostro Paese con le proprie aziende, pagando le tasse, con il proprio PIL eccetera. Ora non possiamo permetterci di fare il grande errore di dimenticarci di questi territori, di queste regioni, perché altrimenti ne va dell'intero Paese. Qui non stiamo più parlando del fatto di una battaglia politica, noi siamo solidali, è giusto, ci piace vedere l'Italia tutta insieme così com'è, ma dobbiamo tener conto che in questo momento chi ha prodotto la grande parte di PIL in questi ultimi 50 anni oggi è quello che subisce anche maggiormente le ripercussioni di questo blocco totale. Quindi l'appello che faccio non è un appello polemico, non è un appello, è un appello che faccio con il cuore in mano per il bene che voglio al Veneto e per il bene che voglio al nostro Paese. Chi ha ruoli istituzionali come il Presidente della Repubblica si metta veramente una mano nella coscienza, perché non è più una battaglia politica. L'umore della gente, l'umore dei nostri commercianti, dei nostri artigiani sono stanchi, ma non vogliamo che questa stanchezza poi vada a finire anche in altre cose più estreme, perché logicamente quando la crisi morde stretta, poi se lo Stato non è in grado di dare quelle risposte che sono necessarie. Lei dice che c'è il rischio di una bomba sociale che esplode? Ma io lo vedo abbastanza già innescato? Nel senso che
nel senso che va disinnescato e lo si può disinnescare solo dando delle risposte e delle risposte che devono essere nella direzione dell'equità. E quindi dobbiamo approfittarne, cioè mia nonna diceva sempre: nelle disgrazie bisogna anche a volte avere il coraggio di guardare ciò che si può trarre di buono da una disgrazia, e secondo me questa può essere l'occasione per un grande paese, per un grande Stato, di attivare quelle che sono le grandi riforme. Abbiamo visto che la sanità gestita dal nostro governatore Luca Zaia, gestita dal Veneto, è stato uno degli elementi che ha funzionato. Siamo stati di esempio a livello mondiale per come abbiamo gestito tutta questa partita, e quindi questo deve essere lo spunto per, ad esempio, fare grandi ragionamenti sull'autonomia e sul fatto di gestire le competenze più vicine ai cittadini. Quindi lo Stato, il Presidente della Repubblica ci faccia carico. Per rilanciare il nostro paese servono grandi risorse economiche, ma oltre alle grandi risorse economiche abbiamo bisogno anche di un grande cambiamento del paese. Adesso siamo in emergenza, lo si può fare, possiamo sburocratizzare, possiamo dare fiato e togliere quelle briglie al nostro paese che lo può far ripartire alla grande. Come ripeto, non bastano solo i soldi, sia questa l'occasione anche per liberare le briglie alle nostre imprese, liberare le briglie a tutta quella burocrazia che attanaglia il nostro paese da moltissimi anni. Guardi, le leggo un comunicato, un'elaborazione del Consiglio nazionale dei commercialisti, che ha stimato una perdita potenziale del PIL in Italia tra gli 85 e i 100 miliardi per ogni mese di lockdown. Nel 2019 le attività economiche oggi chiuse avevano contribuito al PIL l'anno scorso per il 34,42%, quelle chiuse parzialmente per il 23,39% e quelle ancora aperte per il 42,19%. Numeri drammatici, dice il Presidente dell'Ordine Nazionale dei Commercialisti, servono strategie e capacità di visione, salvare la liquidità e i consumi. Quindi la perdita del PIL al mese tra 85 e 100 miliardi per ogni mese di lockdown, stimano i commercialisti, diciamo, che hanno in mano un po' anche i numeri. Uno dei provvedimenti, ad esempio, che viene suggerito con maggior insistenza è proprio anche quello di evitare che si blocchi il flusso della liquidità. Quindi tutte le aziende che adesso hanno ricevute bancarie che arrivano dentro a fine mese, il mese di aprile, il mese di maggio, bisogna mettere in piedi un sistema per cui attraverso le banche tutte queste scadenze siano onorate, anche perché altrimenti si crea un meccanismo a catena, per cui un meccanismo di non pagamento a catena. Parliamo ad esempio degli acconti sull'IRPEF, ad esempio. Come facciamo noi quest'anno a chiedere il 98% di acconto alle nostre aziende su un IRPEF di un anno che chiaramente sarà più negativo rispetto agli altri anni? Quindi tutti questi meccanismi, i meccanismi legati ad esempio al pagamento dell'IVA, come possiamo pensare che se una nostra impresa ha un credito verso lo Stato sia ancora comunque costretta in questi momenti ad aprire il portafoglio per pagare allo Stato quando ha un credito verso lo Stato? Tutte queste cose qua bisogna trovare sistemi semplici che poi vadano a compensare e a cercare di rendere più snello e più agevole il funzionamento del nostro Stato. Ripeto, queste iniziative che noi abbiamo proposto, se poi diventassero, fra virgolette, anche strutturali, consentirebbero anche al nostro Paese di avere una struttura molto più veloce, molto più snella e molto più facile per le nostre imprese. Quindi diventa anche un meccanismo per fare quelle grandi riforme, approfittare di questo momento per fare quelle grandi riforme che da anni e anni e anni i nostri imprenditori si aspettano dal nostro Stato. Quindi ora siamo nell'emergenza lo si può fare. L'emergenza costituisce anche una sorta di unità nazionale, per cui se c'è la volontà si possono fare, abbiamo il coraggio di fare quelle grandi riforme che i cittadini ci chiedono da anni, e soprattutto in questo momento non possiamo non dare queste risposte, perché adesso dobbiamo esserci come non mai. Senta una cosa, e poi la lascio, questa domanda, queste richieste sono già state girate ai parlamentari? Sì, le abbiamo girate, sono in contatto con Bitonci, con l'onorevole Bitonci e con l'onorevole Manzato, e ho sentito anche tutti gli altri nostri deputati del territorio, da Dimitri Corin a Candura, eccetera, dal senatore Candura alla Sonia Fregolenta, all'Angela Colmelera, certo, alla Manica, i vari parlamentari. Non voglio lasciarne fuori neanche uno. No, certo. In questo momento bisogna fare squadra, stiamo facendo squadra, loro avevano già abbozzato delle proposte, e sicuramente molte delle nostre proposte loro le avevano già prese in considerazione sul tavolo di lavoro
economico della Lega Nord a livello parlamentare. Noi abbiamo deciso di dare il nostro contributo e gli abbiamo anche detto appunto, se qualcosa c'è già, l'abbiamo fatto 2 volte, non importa, se all'interno delle nostre proposte c'è qualcosa che può essere di aiuto, che può essere un messaggio che arriva magari peculiarmente dal nostro territorio, cerchiamo di prenderlo in considerazione, perché in questo momento dobbiamo fare tutti squadra per uscire più velocemente possibile dalla crisi diciamo a livello sanitario che sta gestendo in maniera ineccepibile la Regione Veneto. Ricordiamoci che molte volte noi, l'ho detto anche spesso ai cittadini, consideriamo molte cose normali, scontate, parliamo di un'emergenza sanitaria a livello mondiale. Come sta gestendo in questo momento la Regione un'emergenza sanitaria di livello mondiale, è ovvio che ci può essere l'imprevisto, il punto, la virgola, la cosa, ma gestire, credetemi, un'emergenza di queste proporzioni, nel modo in cui è gestita, dico che un grande applauso va anche a tutta la struttura, la macchina della struttura sanitaria della Regione del Veneto, perché non è cosa così scontata e così semplice che tutto funzioni come sta funzionando. Benissimo. Ci vuole lungimiranza, certo. programmazione, e quindi non diamo sempre tutto per scontato. Pensiamo comunque che c'è tanto lavoro dietro, tanta programmazione, tanta gente che passa notti insonni per garantirci i servizi e di questo a volte bisogna anche tenere in considerazione, non possiamo sempre pensare che tutto sia scontato. Certo. Grazie allora, grazie a Gianangelo Boff, allora ci farà capire poi se se ci sarà una risposta, per dal governo. Siamo fiduciosi, cioè siamo in costante contatto e speriamo che anche il governo accolga quello che è la voce che arriva dalla provincia di Treviso, del Veneto, perché come ripeto, insieme la salviamo l'Italia, ma se pensiamo di poterla salvare senza chi in questi anni ha trainato il nostro paese dove è arrivato, presumo che sarebbe un grande errore che commetteremo come Italia. Perfetto. Un partito che ormai ha un respiro nazionale, per cui abbiamo anche questa responsabilità e ce la portiamo dietro, non abbiamo nessun problema, ma consentiteci di poter continuare ad aiutare anche le altre regioni che magari in questo momento sono meno fortunate, però se fermiamo il Veneto, se fermiamo la Lombardia non saremo più in grado di aiutare nessuno. Perfetto, grazie allora Gianangelo Boff, grazie. Grazie a voi, grazie. Allora, questo insomma è l'appello, no? Quindi quello di approfittare, diciamo, di una situazione così per ripensare anche il futuro, insomma, che questa emergenza coronavirus non lasci solo tracce drammatiche o appunto conseguenze drammatiche, ma magari anche qualcosa di diverso. È un po' quello che si auspica per la scuola. Abbiamo sentito il preside Gianni Maddalon, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, sulla ipotesi di non tornare a scuola, ipotesi sempre più vicina di non tornare in aula a scuola. Però insomma c'è anche un percorso che può essere come dire, introdotto da questa emergenza, cioè quello può essere l'occasione in sostanza di poter avere finalmente la didattica a distanza e con maggiori incentivi, con maggiori risorse, quindi forse questo è uno strumento che nascerà proprio dall'emergenza e finora non esisteva. Certo, sarebbe stato meglio averlo non a causa di una emergenza. Allora vediamo da Vicenza il sindaco Rucco, ci dicono? Sì, da Vicenza il sindaco Rucco. È stata una giornata tutto sommato sotto controllo, stiamo svolgendo controlli di polizia locale di concerto con le forze dell'ordine per appunto il monitoraggio del territorio rispetto agli spostamenti delle persone, rispetto alle attività commerciali, magari che nei giorni scorsi sono state beccate in violazione del DPCM. Abbiamo approvato questa mattina in giunta un protocollo d'intesa con il Centro Servizi Volontariato perché lanciamo una campagna di sostegno ai servizi sociali in maniera tale che si possa contribuire sia dai cittadini privati che dalle imprese
all'acquisto di beni di prima necessità per le persone in difficoltà, che Vicenza sta gestendo bene con il progetto Vicenza Sicura, raggiungendo tutte le fragilità sul territorio comunale. Questa è una risposta importante naturalmente rispetto all'emergenza in corso. Stiamo attivando online, sul web, sui canali social, gli uffici delle politiche giovanili, che in questo momento quelli fisici sono chiusi, per poter dare tramite gli sportelli online risposte ai giovani in vista anche delle riprese, speriamo quanto prima, delle attività, e naturalmente serve anche per avere un contatto con i giovani, che magari volontari formati possano mettersi a disposizione della città, contattando appunto le politiche giovanili e quindi poi lavorando a sostegno delle persone più in difficoltà. Così da Vicenza il sindaco Francesco Rucco. Insomma, la situazione è una situazione che vede i sindaci ovviamente in trincea, oltre ovviamente alla regione, oltre ai medici, a tutte le categorie. Io vi ricordo 7.497 sono i casi positivi. Il dato preoccupante resta quello di Verona, con 113 nuovi casi positivi registrati. È il cluster, diciamo, che non ha più dati totali, vedete resta quello di Padova, è il secondo, ma ha quello che ha costantemente il maggior numero di aumenti. 18.895 le persone in isolamento domiciliare perché o positivi o perché contatti di positivi, 1.536 le persone ricoverate in ospedale e poi 338 in terapia intensiva, insomma oltre 1.800 persone ricoverate in ospedale per il Covid-19, più 5 i decessi, tutti nell'area di Verona, almeno questi di stamane, delle ultime ore, diciamo così. Questa sera, quando avremo il report finale, capiremo se il dato è aumentato. Purtroppo gli ultimi giorni ci hanno abituato a un numero di decessi consistente, purtroppo ogni giorno, quindi speriamo che non sia così. L'accelerazione, diciamo, del contagio è un'accelerazione sempre minore, ma ho ribadito Zaia, sarà cruciale questo weekend, perché sarà il secondo con le restrizioni imposte, diciamo, dall'ordinanza regionale, e perché ci si avvia a una settimana, forse la settimana più impegnativa, soprattutto per Verona, ma non solo, e ci si avvicina a quel picco, ci si avvicina a quel 13, 14, 15 di aprile, insomma a quelle giornate. L'Istituto Superiore di Sanità ha detto non siamo ancora al picco e quindi bisogna restare a casa. Vi faccio vedere di nuovo il conto corrente per combattere il coronavirus su un altro fronte, quello della solidarietà, con l'IBAN, la causale e l'intestazione che vedete, perché anche questo è una cosa importante soprattutto per le difficoltà di approvvigionamento medico che lamentano le regioni, Veneto in primis in queste settimane. C'è l'operazione tamponi da portare avanti e lo ha detto Zaia chiaramente questa mattina, insomma mancano gli strumenti per poter fare i tamponi, arriverà un macchinario dall'Olanda, noi vogliamo arrivare a quei 20.000 tamponi al giorno, perché più asintomatici positivi troviamo, maggiormente avremo la possibilità di spezzare la catena del contagio. Vi faccio rivedere di nuovo anche, perché questa è, diciamo, informazione di servizio, l'autocertificazione che dovrete avere in macchina o che comunque dovrete compilare se ve la daranno le forze dell'ordine. Eccola qui, questa è l'ultima, la quarta autocertificazione, sperando che non ne arrivino altre, ma questo d'altronde è stato messa nero su bianco proprio per avere tutte le casistiche possibili e quindi evitare di incorrere in quei malintesi o quelle contestazioni che in una situazione del genere possono nascere. Quindi nero su bianco queste sono tutte le indicazioni delle motivazioni di spostamento. Chiaramente se ci saranno ulteriori restrizioni dovrà essere cambiato per l'ennesima volta, ma vedremo cosa accadrà. Allora, sempre i vostri messaggi, sempre i piccoli sorrisi, questo è invece sempre nel solco dei vostri messaggi dell'Andrà tutto bene, ma in particolare perché è riferito al compleanno proprio del governatore Zaia, che ha compiuto gli anni oggi. Allora queste due bimbe gli fanno gli auguri a modo loro, sentiamole. Lo rifaccio risentire, lo faccio ripartire.
Non si sente? Dovrebbe sentirsi. Faccio ripartire? No. Io lo sentivo però. Io lo sentivo, allora facciamo così, vediamo se riesco a... perché ci pareva insomma carino chiudere la edizione straordinaria con questo. Si vede? Si sente? No, non si sente. Allora facciamo così. Lo faremo risentire, lo facciamo sentire e vedere, così lo facciamo sentire e vedere quando ci collegheremo con voi, quindi alle 17:30 riparte l'edizione straordinaria e partiremo proprio da queste due bimbe che hanno fatto il loro messaggio di auguri a Zaia e dando anche il loro contributo all'Andrà Tutto Bene, poi tutti i nuovi aggiornamenti, nuovi collegamenti via Skype e non solo. Allora alle 17:30 il nuovo appuntamento, ci rivediamo nel pomeriggio.